si parte lunedì 17 febbraio 2025, però prima voglio far leggere questa lettera che mi arriva tutte le settimane al Banco Solidale. Oggi mi sono messa anche questo bello, così questo amore di invidia, non so, però ve lo leggo perché capite che forse qualcuno non ha capito il mio ruolo. Allora, questa dice Vicenza Centro, un foglietto che come far vedere che non ha neanche un tocco di carta decente da scrivere. Cara Mirella, sono una pensionata casalinga che guarda spesso la sua rubrica mattutina. Lei è brava a parlare e senza peli sulla lingua nel denunciare le cose che non vanno e i disagi dei disabili, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci ho pensato su e ho concluso, è facile fare la morale agli altri cambiando vestito ogni giorno. Lei non è certo una veneta schiacciata dalla crisi. Luciana, faccio vedere anche il foglietto così sapete che io leggo, io non ho nessun problema. Allora forse Luciana non ha capito bene il mio ruolo, proprio non l'ha capito, ma glielo spiego perché ogni settimana arriva da mesi questa lettera. Allora, cara Luciana, io fortunatamente non sono schiacciata dalla crisi. Però in tutta la mia vita ho cercato di aiutare quelli schiacciati dalla crisi, che è un altro ruolo. Chi me lo fa fare non lo so, però l'ho sempre fatto. Ho un'associazione no profit, cerco di fare quello che posso per aiutare, come vedete, e soprattutto ascoltare le persone fragili, che mi interessano molto. Dopodiché io mi cambio anche di vestito, sì, mi cambio. Io avevo anche tanti anni fa un negozio, perciò pensate che forse non mi mancano proprio questo abbigliamento, però è per farvi capire cosa si guarda. Invece di guardare veramente quello che è importante, ascoltare quello che dico, guardano se ho la maglietta rossa, gialla, a me va anche bene, non ho nessun problema, perché se questo li rende vivi, ben venga anche la maglietta e il colore. Però per farvi capire che molte persone, se siamo presi come così male in Italia, è perché guardano l'apparenza, quello che appare, non quello che dovrebbero guardare, che è il succo di quello che si dice, che si fa. Perciò, cara Luciana, mi dispiace per te, se hai bisogno di vestiti scrivimelo, te ne mando anche qualcuno, non c'è nessun problema. Però capisci che questo foglietto fa molto discutere, perché penso che un pezzo di carta un po' meglio, anche ce l'hanno anche quelli che vengono al Banco Solidale, i bigliettini di Natale che mi mancano, forse anche per rispetto della persona alla quale scrivi. Detto questo e aver risposto alla Luciana, presento subito una graditissima ospite, che è la dottoressa Deborah Marcon, segretaria generale SUNIA. Grazie segretaria di essere qui, veramente grazie. Vediamo se è anche collegato Luca Piero Bonda Cittadella, sindaco di... Eccolo qua, il nostro sindaco di Cittadella, che ringrazio sempre, e lo dico, voi sapete che come leggo le lettere dico anche quello che è Cese, che ha una certa sensibilità, e questo fa sì che delle volte mi aiutino. Allora, grazie anche a lei, sindaco. Inizierei proprio da lei, sindaco. Io l'ho chiamata per questo papà che aveva chiamato in diretta per questa sospensione del figlio di 4 mesi, ecco, che non accettava questa sospensione e diceva non è giusto. Questo papà che saluto anche il figlio che poi ho anche contattato e non so se l'ha fatto, ma aspettavano anche una sua telefonata come lei mi aveva promesso e so che lei mantiene la parola. Io ho parlato con questo padre, il quale ha detto che c'è questo problema, che il figlio ha questo problema, la ADHD, e ha perso la mamma e la moglie pochi anni fa, perciò ha dovuto crescere questo figlio da solo, e poi ho parlato anche con il ragazzo e ho detto dimmi la verità, cosa hai combinato per meritarti 4 mesi di sospensione, perché sono veramente tanti. Io avevo anche un professore qua quella mattina che ha chiamato il papà, anche lui non si spiegava, sono un'eternità. Dopo, per carità, bisogna anche capire bene cosa ha fatto questo ragazzo, però ho sentito questo ragazzo molto depresso. E gli ho detto no, per me non era il caso dei 4 mesi, non penso di aver fatto queste cose così gravi, il problema è che non riesco a stare fermo, è più forte di me, non riesco a stare fermo in classe, a scuola, e questo genera in me questo tormento terribile. Papà dice che ha molto sofferto per la perdita della mamma, anche il papà. E allora io mi sono permessa, come sapete che lo faccio e ve lo dico, di chiamare sempre i sindaci, perché sono loro i miei diretti interlocutori, per capire
se si può fare, perché questo papà mi ha chiesto: ma la scuola è inclusiva o no, Mirella? Cosa fa mio figlio a casa tutti questi mesi, anche con la DAD, ma mezz'ora poi si scollegano? Allora, com'è la situazione? Ma perché le ho fatto questa domanda al sindaco Piero Bon? Perché si rivolgono ai sindaci. Cioè l'unico punto di riferimento che hanno nel territorio siete voi. Prego, sindaco Piero Bon. Beh, grazie Mirella, buongiorno al tuo ospite, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Beh, io ho sentito il papà la settimana scorsa per capire meglio, perché anche me, insomma, dopo la telefonata che mi hai fatto e mi hai parlato dell'entità della sospensione, mi sembrava molto strano, cioè il pensiero che mi è venuto, ho detto, ma chi ha ammazzato questo? Perché 4 mesi, anzi 90 giorni di sospensione sono veramente tanti. Ho sentito il papà, comunque la famiglia è conosciuta, nel senso che quando mi ha raccontato la sua storia ho capito chi è il papà, perché come hai raccontato tu, insomma, c'è una vicenda triste alle spalle di questa famiglia. E il ragazzo, vabbè, ha delle problematiche, ma la domanda corretta è quella che si è fatto il papà, cioè la scuola è inclusiva, cioè la scuola, ed è il pensiero che io ho sempre avuto sulla scuola, pur avendo, ecco, sottolineiamo, perché poi non vorrei si scatenasse chissà cosa, che il sindaco interviene sulla scuola pubblica eccetera. La scuola ha autonomia, ci mancherebbe, c'è un dirigente, c'è un consiglio di classe, consiglio d'istituto, c'è tutta una serie di, diciamo, organi che danno piena autonomia nella scuola, sia sotto la parte, diciamo, dell'insegnamento, sia sotto la parte dell'educazione e della disciplina. Però, ecco, quello che mi chiedo io è, cioè, mandiamo i nostri figli a scuola affinché imparino, scusatemi il paragone, no, i 7 re di Roma, o li mandiamo a diventare donne e uomini del futuro? Cioè, gli insegniamo come ci si deve comportare, come si fa a vivere, cercando di smussare gli angoli, cercando anche di aiutare soprattutto quelle persone in difficoltà. E ogni tanto, ecco, qualche scuola magari va molto più sull'imparare la nozione, eccetera, e perde di vista quale doveva essere invece l'obiettivo. Ci sono dei libri molto belli di Don Milani, no? Tipo Una lettera alla professoressa, eccetera, che raccontano quello che la scuola dovrebbe essere, ma che purtroppo non è. La scuola, è vero, è fatta di persone, è fatta sicuramente insomma, di persone, quindi ognuno col proprio carattere, ognuno con la propria idea, eccetera, eccetera, però dovremmo un po' rivedere, ecco, se vogliamo, soprattutto in questo periodo in cui c'è una grossa difficoltà nei giovani. Per giovani intendo, no, la fascia 12-13 anni che arrivano fino ai 18-20 anni. Le famiglie, purtroppo, in molti casi, non è il caso di questo ragazzo, perché il papà è anche troppo bravo, perché il papà si sta crescendo un figlio da solo ed è anche troppo bravo. Però abbiamo casi di famiglie assenti, che non ci sono, il grosso del tempo i ragazzi lo passano a scuola oppure lo passano poi in giro per strada, e quindi bisogna essere in grado di intercettare questi ragazzi, intercettare le loro difficoltà, intercettare i loro momenti di crisi per veramente andare a cercare di risolvere la situazione, perché io sono molto preoccupato da sindaco, molto perché non è la questione baby gang, non è la questione, ci sono tanti ragazzi che sono sul filo del rasoio, no? Che possono cadere come possono essere recuperati, e la scuola, assieme alla famiglia e assieme alle realtà sociali del territorio, è fondamentale. La scuola, secondo me, e qua io, ecco, non vorrei che qualche insegnante magari all'ascolto che ha il giorno libero si arrabbiasse sentendo le mie parole, però la scuola deve essere ancora più cosciente del ruolo sociale che ha, che non è solo un ruolo di istruzione, quindi di far apprendere nozioni che sono importantissime sicuramente, però ha un ruolo veramente di creare la società del futuro. Grazie Sindaco. Perché ho chiamato assieme la dottoressa Deborah Marcon, segretaria generale SUNIA? Perché penso, segretaria, a quei bambini, a quei ragazzi che arrivano il mercoledì con i loro genitori a prendere la borsa della spesa
e li vedo di un triste incredibile. Perché loro vivono la situazione in famiglia e sono situazioni drammatiche. Molte volte liti tra genitori, perché quando mancano il potere economico, che tu non riesci neppure a fare la spesa, il marito non trova lavoro, tu non sai neppure che fine farà la tua famiglia, ecco, cominciano questi problemi e sono talmente grandi per questi ragazzi. Guardate, io ho questi occhi davanti che voi non vedete, io invece li vedo. Non hanno voglia di niente, però c'è un però, che sono bravi a scuola, perché l'unica cosa che hanno è poter studiare, almeno quello. Sono bravi, però hanno perso quella gioia di vivere che dovrebbero avere questi ragazzini di 12, 14, 16 anni, perché la situazione è drammatica. E soprattutto anche questo uomo che mi è arrivato, poi passerò il nominativo a Deborah Marcon, perché bisogna verificare, io voglio sempre verificare prima, che è senza un piede, vive con una pensione che giustamente ce l'ha, però dice: Mirella, vivo in un albergo, non ce la faccio più. È arrivato in carrozzina da solo, nessuno che lo accompagnava, e gli ho detto: ma come fai adesso? Io ti do la borsa, non ho nessun problema a darti la borsa, ad aiutarti, ma come fai? Ce la farò, in qualche maniera mi arrangerò. Completamente senza un piede in carrozzina e non trova una casa in affitto, anche pagando, perché dice: io invece di pagare l'albergo pagherei anche un affitto, ma nessuno mi dà una casa. A parte che verificheremo tutto, perché io sono così, il sindaco lo conferma, chiamo sempre loro, dico: verificate questa notizia che è arrivata in diretta, però indipendentemente da questo lui è senza un piede, perciò essere senza un piede completo vuol dire che la tua attività motoria è molto diversa da quella che dovrebbe essere. Il lavoro non ne parliamo, non lo trovano neanche i normodotati, pensiamo a queste persone. Ma è proprio vero che mancano queste case? O c'è qualcosa, segretario, che impedisce di accedere a queste case? Io sono anni, e lo dico anche al sindaco Pierobò, che chiedo all'Atter, al comune, di farci vedere le case che loro dicono che sono inagibili, perché questa è la risposta che mi danno. Allora io vorrei entrare con le telecamere e vedere cos'è l'inagibilità, perché io vado su appartamenti dove pagano 300-400 euro di affitto e per me sono inagibili. Allora, segretario, cosa mi risponde, anche per confermare o dire no, non è così? Prego. Ma allora, in realtà sono vere un po' tutte le cose, nel senso che da una parte non ci sono case in affitto, o meglio ce ne sono poche, quelle che ci sono di solito costano molto. Questo non vuol dire che non ci sono case, semplicemente sono state spostate su altri mercati. Nel momento in cui il mercato della locazione normale è stato ritenuto, diciamo, poco sicuro o comunque poco redditizio rispetto ad altre possibilità che sono state aperte, ovviamente il proprietario decide di utilizzare la sua casa in più per qualcosa che gli può rendere di più o che gli può dare una rendita più sicura. Quindi c'è tutta una parte di case che sono state spostate su un altro mercato. Per quanto riguarda il signore, può anche essere che oltre ad avere il problema proprio di questo momento storico in cui fisicamente chi può pagare, chi ha anche una rendita sicura, può essere anche un pensionato, può essere un lavoratore col tempo indeterminato, anche loro, anche con una buona paga o con una buona pensione, fanno estrema fatica a trovare una casa in affitto. Temo che il signore possa avere anche un secondo problema ulteriore, che sono, fra virgolette, le informazioni non corrette che girano, nel senso che purtroppo alcuni proprietari ritengono che se accolgono in casa una di quelle che diciamo sono le categorie fragili con alcune particolarità, fra virgolette, poi se comincia a non pagare non ce ne liberiamo più. In realtà sia per quanto riguarda i minori sia per quanto riguarda i disabili,
il processo, una volta che parte, al massimo l'unica differenza che vede sono 3 mesi di grazia, perché poi l'interessamento deve essere dei servizi sociali su cui viene scaricato, diciamo, il problema sociale, fra virgolette. Però giustamente nel momento in cui un proprietario è convinto che se darà un'abitazione a una categoria fragile, se succede qualcosa non se ne libererà più, ovviamente avendo 50 persone con alcune caratteristiche e dall'altra parte la persona diciamo con un problema fisico, ovviamente sceglierà tra le altre 50 persone, perché adesso davvero purtroppo hanno l'imbarazzo della scelta, perché ci sono un sacco di persone che ricercano. Per quanto riguarda le case di Ater di Treviso, qual è la differenza tra case in affitto a 300 euro che sono non agibili e le case del comune o della regione, che fondamentalmente poi è responsabile Ater, il comune o la regione se succede qualcosa. Sono state fatte nel corso del tempo un sacco di leggi a tutela delle persone. Nel momento in cui io sono in casa privata posso decidere di non adempiere a queste norme. Nel momento in cui io do in affitto, all'atto pratico non ho nessuno che va a controllare se davvero gli impianti sono a norma. Nel momento in cui si parla del pubblico, gli impianti devono essere a norma oppure loro fisicamente non possono assumersi la responsabilità. Quindi magari l'appartamento sembra aver bisogno soltanto di un'imbiancata, poi dover rifare tutti gli impianti perché magari non si è mai messo mano negli ultimi 20 anni a quello stabile, diventa un problema che blocca la rimessa in circolo, diciamo, della casa popolare. Fra virgolette, adesso la situazione va leggermente meglio a Treviso perché ci sono un sacco di riatti. Quello che però crea un bel po' di problemi è i fondi in mano ad Ater, quelli assolutamente, perché avendo più risorse Ater potrebbe riattare molti più appartamenti o comunque potrebbe trovare soluzioni alternative, perché alcuni, almeno a detta di Ater o dei comuni, sono completamente da buttar giù e rifare nuovi, che ovviamente è un impegno importante e un comune da solo o Ater con le risorse di chi paga 40 euro di affitto e magari non li paga neanche, come abbiamo sentito, perché nel momento in cui io ho un appartamento in uno stabile vecchio, io posso anche avere per la legge regionale che pago 40 euro, ma se le spese di oneri accessori come gas, roba specialmente dove il riscaldamento è in comune, possiamo averne tranquillamente anche 1.600-2.000 euro all'anno, quindi sono spese insostenibili per chi magari è un ISEE zero. Tutto questo viene accumulato, fra virgolette, come debito da Ater o dai comuni a seconda di come viene gestita la cosa, e ovviamente non soltanto crea una situazione di disagio per l'assegnatario onesto che dice io sto facendo tutto perché non riesco a pagare quello che mi viene chiesto, perché le richieste sono così alte che io pur mettendocela tutte non ce la faccio, ma anche problemi appunto di bilancio ad Ater, che giustamente se impegna le risorse per tamponare le mancanze degli oneri accessori non ha più per ristrutturare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire che la signora che ti manda un biglietto, io dico che noi altri, la nostra Mirella, avremo pulita e cambiata sempre, non come la muffa, come vede. Io mi ho avuto di dire, però è Mirella, dovresti basare dove che cammina, fai bene che la fa. Mi avete capito? E anche una persona anonima che non interessa a essere portata. Non ha bisogno, in ogni modo chi che ha sbagliato, magari una vecchia che non ha capito bene, e dopo vuole dire saluto il sindaco di Cittadella
mi era amico di Beniamino, figlio di Limassat, e a Cittadella veniva a mangiare ai domori, Solino Parani, e nella bella città si sta bene dentro e fuori le mura, non so che problemi che possa avere Cittadella, perché c'è gente che lavora, benestante, perché una bella cittadina, io consiglio a tutti di andare, perché la gente è cordiale e si sta bene. E dopo, a quelle case, vuol dire, non esiste volontà politica, ma si scende il PNR, dove si andrà a finire. Ma se non mettiamo il posto le case per la povera gente, cosa andiamo a mettere al posto? Va bene. Grazie Rinaldo, vado avanti, se no non ce la faccio. Grazie, perché sono tante le domande che devo fare sia al sindaco che alla segretaria Marcon, sono le domande che mi fanno le persone che arrivano o mi fermano per la strada. Sabato sono stata a Venezia, non vi dico, anche a Venezia mi conosce il segretario, non so, e mi batteva a spaesi a Mirella e i miei capelli rossi sono. Allora, detto questo, però volevo chiedere al sindaco Piero Bon. Eppure in Francia, sindaco, hanno fatto qualcosa di importante, secondo me basterebbe anche copiare a volte. Cioè hanno assegnato degli appartamenti non agibili a delle persone che poi se li mettevano a posto. Ecco, vedo che Deborah Marcon conferma, in maniera che intanto do un tetto, tu mi garantisci che te lo sistemi, la casa rimane sempre mia, però tu fai dei lavori di ristrutturazione e hai una casa. E mi sembra che funzioni. Sindaco, perché qua non si può fare questo? Perché c'è solo il no e inagibilità. Noi abbiamo veramente un problema di case che è terribile, guardate che abbiamo una situazione drammatica, non so se qualcuno si rende conto, poi sentiremo anche la segretaria, ma io quello che vivo è veramente drammatico, quello che sento. Prego Sindaco Piero Bon. Beh, è stato spiegato in maniera corretta ed esaustiva com'è la situazione, insomma, degli alloggi in tutto il Veneto. Allora, non è che da noi non ci sia questo sistema di entrare sistemando la casa, perché viene utilizzato, però viene utilizzato normalmente per piccoli lavori. Invece probabilmente quello che fanno in Francia è proprio dare un immobile che non è agibile nel senso che magari ha gli impianti fuori norma, no? E chi entra si fa i lavori a scomputo, però quindi in riduzione o senza poi pagare l'affitto, perché sennò altrimenti uno mette a posto una casa di un altro e poi ci paga anche l'affitto. Potrebbe essere una soluzione, adesso io non ho idea se la normativa permetta una cosa di questo tipo, perché immagino che poi deve essere fatta una verifica da parte dell'ente per la regolare, insomma, realizzazione dei lavori, perché purtroppo no, io ogni tanto vi faccio anch'io delle domande e non riesco a darmi una spiegazione. Purtroppo l'Italia ha un sistema burocratico di normativa che vincola in 50.000 modi, e chi ci rimette? E ci rimettono sempre i poveri cristi, cioè ci rimettono le persone che sono in difficoltà, che logicamente fanno un po' più fatica, perché quando uno ha i denari, ha i soldi, i problemi se li risolve, ecco, non è che li aggira, se li risolve, perché col denaro comunque riesce a risolverli. Cittadella è in queste condizioni, nel senso che ha una problematica di affitti pesantissima, perché da noi, ringrazio Rinaldo che insomma ha raccontato quanto bella è Cittadella, però Cittadella appunto, essendo una cittadina dove si sta bene, gli affitti sono carissimi. C'è un appartamento da 80-100 metri quadri, non tanto lontano dal centro, uno arriva a pagare 1.000 euro al mese. Quindi capite che non sono appartamenti per tutti, perché per pagare 1.000 euro al mese vuol dire avere stipendi importanti. Le case popolari, pur avendo la Regione Veneto fatto una normativa qualche anno fa che ha un po' liberato qualche abitazione, rimangono però vincolati da tutti quei vincoli che si sono detti. Servirebbero risorse. Parlando prima del PNRR, sono arrivati dei soldi per le case popolari, ne sono state messe a posto alcune, non bastano però, non bastano perché le case purtroppo nei nostri territori sono case vecchie, quindi realizzate molti anni fa, nel momento in cui uno la abbandona devono essere rimesse a nuovo, oppure ecco, c'è un'altra cosa che però ecco, io capisco un po' meno, che è quella di metterle in vendita, perché case vuote
che non vengono affittate perché sono nel piano vendita, quindi vengono tenute Bravo ferme. sindaco, siamo d'accordo con lei, io e anche il segretario Marcon, basta sto venda, basta sindaco. Aspetti perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino, se no mi cade la linea, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. La preoccupazione che c'è per quanto riguarda le case popolari è che viviamo in uno stato dove un sindaco di un comune, di un noto comune, ha comprato un terreno per 5 milioni di euro e poi l'ha rivenduto, ha tentato di rivenderlo per 30 volte tanto. Quindi promettendo a chi lo comprava, il magnate che lo comprava, che si poteva costruire palazzi. Allora, quindi il problema è che queste case sono state pagate dalla classe media con le trattenute GESCAL, però non c'è nessuno che controlla che fine fanno veramente. Queste case, cioè, questi appartamenti che sono chiusi, non vorrei che un giorno andassero in mano a grossi immobiliari con la scusa che bisogna ristrutturarli, che poi alla fine vanno a fare la speculazione edilizia, i soliti noti. Praticamente quello che voglio dire è che bisogna stare attenti, bisognerebbe dare in mano anche una parte del controllo a chi le ha pagate veramente, cioè ci sono anche i sindacati, secondo me, che dovrebbero controllare perché le hanno pagate gli operai. Grazie Claudio, sono perfettamente d'accordo con te, l'ho detto tante volte, erano case che tutte quanti avevamo pagato con le tasse GESCA in busta paga, perciò da là non scappavi e non trovo neppure giusto, ma io l'ho detto tantissime volte qui davanti alle telecamere, che siano state vendute perché erano anche nostre. Ecco, e questo lo trovo scandaloso, noi non contiamo niente dopo che paghiamo e questo è inaccettabile. Hai perfettamente ragione, come do ragione che qualcuno dovrebbe controllare, perché vedere anche case in affitti molto bassi con BMW fuori, macchinoni fuori, vuol dire che fortunatamente queste persone hanno trovato un lavoro, ecco, potrebbero pagare un affitto normale invece di occupare queste case, ma nessuno fa niente. Cioè l'Italia è il paese dei furbi. Prego, allora finiamo con Deborah, segretario, cosa dice lei? Perché veramente è inaccettabile quello che sta accadendo e quello che vediamo sotto gli occhi di tutti. Prego. Beh, per quanto riguarda effettivamente le risorse del PNR ne sono state messe poche, fra virgolette, per quanto riguarda il problema casa. Specialmente in alcune realtà si è preferito fare degli investimenti su altre tipologie perché il PNR poteva essere richiesto per tante cose e poi alla fine sulla casa è arrivato relativamente poco, relativamente nel senso che per colmare il gap tra quello che c'è e quello che servirebbe, cioè non sarebbero bastati tutti i soldi del PNR messi unicamente sulla casa, perché si faceva prima l'esempio della Francia, cioè non è che siamo a qualche percentuale di differenza, siamo al 30% di differenza, se non anche di più. Che è molto alto. Sì, quindi non è che abbiamo qualcosa da sistemare, anche continuando a buttare dentro un sacco di soldi non arriviamo al minimo necessario. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, in realtà quelle fatte fare dalle persone, in realtà il problema per quanto riguarda gli immobili gestiti dall'ente gestore principale, quindi nel nostro caso ATER, là è la norma regionale che li blocca, nel senso proprio i vincoli derivano dalla norma regionale. Infatti i comuni possono eventualmente provare a vedere di fare qualcosa, però su quelli loro che non sono in gestione ad ATER. Prova è anche quello che ha fatto il Comune di Milano, per esempio. Il Comune di Milano ha messo in pratica già dal 2016 delle opere di riatto
stato ovviamente messe in carico all'assegnatario. La cosa va fatta bene perché appunto, come diceva anche il sindaco, ci sono delle norme da rispettare, bisogna che poi l'ente gradualmente di volta in volta controlli che sia tutto quanto in regola, perché deve rispettare delle precise normative, però si è fatto tranquillamente a Milano, ci sono anche altri esempi, però cioè si può fare? Si può fare anche con i Torino, controlli? in Emilia Romagna ci sono un sacco di esempi, bisogna mettere insieme le leggi nazionali con quelle regionali. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno alla signora e buongiorno al sindaco di Cittadella, signor Piero Bon, che lo saluto. Allora, niente, io vorrei che la signora mi potesse spiegare una cosa. Allora, io mi sono, Mirella, segnato su 3 graduatorie di 3 comuni diversi per quanto riguarda un alloggio ATER, ok? Io per carità sono single, ma possibile che arrivo sempre su un comune, sono 94esimo, su un altro, Mirella, 96esimo, e su un altro ancora, io ti faccio presente, apro una parentesi, nel territorio conselvano, 3 comuni del territorio conselvano, tra cui c'è Monselice. Ecco, possibile che una persona singola arriva sempre in ultima delle graduatorie? Cioè, per carità, io non è che voglio dire che si debba passare per primi, perché prima di me so che ci sono le persone che hanno una disabilità, le persone che hanno dei problemi, eccetera, ma dobbiamo pensare anche che ci sono cittadini che vivono da soli. Questo è il discorso. Grazie, ecco. Maurizio, ti risponderà subito dopo aver sentito anche il sindaco Piero Bon, la nostra segretaria Marcon. Allora, sindaco, come vede lei la situazione? Perché in qualche modo bisogna sbloccarla. Io capisco la burocrazia, però se voglio la burocrazia si supera. Il ponte Morandi ne è una testimonianza, è inutile che me la raccontino, a me non la raccontano proprio. Il problema è di bloccare, ecco, dividi e t'impera. Io cito questa frase perché per me regna sovrana. Prego, sindaco. Ma allora, è stato fatto un esempio su Milano, ma sono esempi che esistono. Abbiamo anche noi appartamenti che però sono nostri, dati in gestione all'ATER, allora là l'intervento è totalmente diverso. Noi siamo riusciti a sbloccarne un paio che erano in condizioni pietose, messi a posto in maniera veloce e assegnati a 2 famiglie in difficoltà. Purtroppo sull'ATER noi dipendiamo dalla regione del Veneto, quindi serve una modifica alla normativa, tenendo conto che comunque l'offerta delle case è comunque un'offerta molto limitata, perché quando uno entra in una casa dell'ATER, se continua ad avere i requisiti per avere la casa dell'ATER, nessuno lo butterà mai fuori, ma questo è anche corretto. Poi il caso che tu mi dici di quelli che hanno i macchinoni, c'è un ISE che dovrebbe teoricamente confermare il reddito delle persone, l'affitto dovrebbe crescere in base al reddito dichiarato in base ISE, sta di fatto che il 99-95% delle abitazioni ha gli stessi affittuari di sempre, e quindi il patrimonio, sono 2 le soluzioni: o si fanno nuove case, ed è il motivo per cui ATER mette in piano vendita, perché doveva mettere in piano vendita abitazioni vecchie per poi utilizzare i soldi per o ristrutturare o andare a realizzare abitazioni nuove. Però da quello che a me continuano a dire è che le risorse, e ci credo, sono scarse, se non addirittura scarsissime. Per quanto riguarda il signore che ha appena chiamato, io lo capisco, però la problematica è che anche qui la legge è molto chiara, fissa dei punteggi che vanno a favore di chi sono in molti in casa, chi ha una disabilità, chi è anziano, che ha un alloggio antigenico, che ha appunto un alloggio sovraffollato. Poi i comuni possono intervenire con dei punteggi che possono essere dati a seconda delle esigenze del territorio. Noi per esempio
diamo un punteggio in più a chi da sempre perché penso siamo stati uno dei primi comuni in Veneto a farlo, a chi è residente da più anni nel comune di Cittadella, però influiscono per una piccola percentuale. Quindi per un single che non ha uno sfratto ma un alloggio proprio in affitto, riuscire ad ottenere una casa popolare la vedo molto complicata. Marco? Infatti là sta la questione, nel senso che passano avanti, fra virgolette, chi ha più punteggio. Viene, e purtroppo è brutto da dire, fatta una graduatoria di chi è messo peggio e passa avanti chi è messo peggio. Tra l'altro in alcuni casi ci sono anche persone che provano con le case popolari quando potrebbero tranquillamente pagare un affitto nel libero mercato, però non ne trovano, oppure non ne trovano a un prezzo accessibile, perché se un prezzo accessibile diventa io posso pagare 500 euro ma ne trovo soltanto a 800, ovviamente proverò anche la via delle case popolari, ma finirò sempre in basso in graduatoria. Anche per quello, per quanto riguarda le case diciamo di proprietà statale, si sta utilizzando anche il libero mercato, cioè una parte di case viene costruita per essere data in canone agevolato, così si comincia a dare una risposta anche a quelle persone che non trovano niente nel libero mercato, ma comunque possono pagare un affitto equo, diciamo. E anche lì bisognerebbe incrementare sia il libero mercato, sia il canone agevolato, sia le case popolari, proprio per chi ha bisogno, in maniera tale da dare una risposta che adesso il libero mercato non dà. Potere è volere, si dovrebbe dire, si dovrebbe dire. Abbiamo Livio, poi andiamo in pubblicità. Vai Livio, Padova. Ciao Mirella, ciao. Ciao. E un saluto alla segretaria generale del SUNIA. Io volevo dirle, io abito in un appartamento di 40 metri quadri, ha la bellezza di 80 anni questo appartamento, pago 325 euro il mese. Lei le sembra giusto che data la metratura dell'appartamento, la vetustà, non è un privato l'appartamento, spieghiamo Livio. Sì, è dell'Ater, sì, me l'hanno dato per emergenza abitativa ancora 15 anni fa. Le sembra giusto che io debba pagare un affitto del genere, visto la metratura e la vetustà dell'appartamento? Grazie. Grazie Livio, allora sentiamo il segretario. Dipende, nel senso che a parte il fatto che essendo un'emergenza abitativa bisogna vedere se hanno fatto i conteggi con la legge regionale o meno, perché l'emergenza abitativa in teoria può anche andare in deroga a quello, perché decide il comune. Però se è stato fatto sulla base della legge regionale bisogna mettere a sistema anche quello che lui ha di ISEE e le caratteristiche dell'immobile, perché se purtroppo per esempio l'appartamento è in centro viene considerato che vale di più, quindi l'affitto è più alto. Paradossalmente una persona, cioè due persone che hanno le stesse identiche caratteristiche, però a uno viene assegnato a caso, perché uno non è che se lo sceglie, un appartamento in centro a una grande città e uno invece a cui viene insegnato l'appartamento in periferia di un piccolo paese, hanno due affitti completamente diversi, eppure la sostenibilità, fra virgolette, è ufficialmente la stessa, perché mettono a sistema il valore dell'immobile con le possibilità dell'inquilino. Tra l'altro se qualcuno ha invece situazioni molto diverse di ISEE può arrivare a pagare cifre molto diverse per lo stesso appartamento. Pubblicità. Affitto, quanto mi costi? I dati li ha snocciolati il Sole 24 Ore. Treviso è al 13° posto su 97 capoluoghi di provincia per il costo di locazione di un appartamento. Il Veneto, penultima regione in Italia per numero di alloggi popolari, dati confermati anche dal SUNIA. Oltre ad esserci appunto l'impennata dei prezzi per ragioni di mercato, ci sono anche carenze proprio a livello di tipologie di appartamenti. Adesso trovare 2 camere, 3 camere
non è, cioè è molto difficile trovarli. A far schizzare in alto i canoni di locazione la riduzione della domanda, centinaia gli alloggi chiusi o impiegati nel mercato degli affitti brevi, e la misura del bonus 110 che, riqualificando le case, ha ritoccato al rialzo anche gli affitti, creando non pochi disagi agli inquilini. Alcuni inquilini hanno ricevuto le disdette perché il proprietario voleva approfittare diciamo, dei vantaggi per poter ristrutturare l'appartamento, e giustamente nel momento in cui ha avuto l'appartamento fatto nuovo, in alcuni casi lo ha rimesso in affitto, però giustamente ad un prezzo molto più elevato, in alcuni casi l'ho messo direttamente in vendita. Il problema è che sono schizzati proprio anche i prezzi di quelli in cui cade l'acqua in casa. Appartamenti che con il 110 diventano investimenti, andando ad impoverire gli inquilini. Aumenti Istat, denuncia il Sunia, caricati sulle spalle degli inquilini nonostante gli stipendi medi siano rimasti quelli di sempre. Chi invece ha iniziato i lavori con il 110 e non ha potuto portarli a termine ha subito il colpo più duro. Diciamo che molte persone hanno proprio rischiato di dover finire dallo psicologo per l'ansia enorme, perché magari hanno persone che quei soldi non li avevano. I contatti con l'amministrazione sono attraverso i servizi sociali che svolgono un lavoro importante. Tutti noi vorremmo evitare ogni tipologia di sfratto. È altrettanto vero che talvolta le condizioni che vengono create dagli utenti sono assolutamente insostenibili. Non si fa attendere la risposta del Comune dopo l'esecuzione dello sfratto dell'appartamento Ater in Viale Francia. Una settimana fa al blitz nell'androne del municipio da parte degli attivisti di Django, che chiedevano al sindaco soluzioni concrete per evitare quello che è accaduto in mattinata. Chiara la linea di Cassugana. Si parla a volte di scelte ideologiche, scelte di principio che sono contro ogni regolamento e sono contro ogni forma di rispetto anche nei confronti degli inquilini rispettosi e per bene. Allora dobbiamo trovare un punto di equilibrio. La casa è un diritto per tutti, le regole per mantenere la casa vanno rispettate. La situazione economica dell'ente non ci consente di aiutare tutti in modo così sregolato. Lavoreremo perché questi casi siano sempre meno, però è altrettanto vero che un po' di mea culpa anche gli inquilini morosi a volte devono farsi. Sul fatto interviene anche Ater, proprietario della palazzina di Viale Francia. Un caso che purtroppo non ha dato nessun segnale d'aiuto. Oramai noi avevamo una numerosità estremamente importante, dove non potevamo far altro che andare avanti. Il personale della questura insultato, deriso e offeso da delle persone che vogliono solo e esclusivamente strumentalizzare queste cose. Tecnici di Ater che dopo un sopralluogo fatto dove stamattina si è svolto lo sfratto hanno rinvenuto tantissimi danni. Bisogna dire che a causa di coloro che si sono messi per traverso ora ci saranno migliaia di danni da pagare. Allora, Sindaco Piero Bon, io sono convinta di una cosa. Primo, che il governo deve mettersi in testa, governo, regione, comuni, provincia, di fare le cose assieme, fare un tavolo di persone tutti assieme, Ater, soprattutto Sunia, tutti assieme attorno a un tavolo e trovare delle soluzioni. E poi che finalmente si mettano delle persone competenti a gestire i soldi. Allora, non è possibile che noi del PNRR abbiamo speso pochissimo, perché non abbiamo presentato progetti. Abbiamo le scadenze a breve termine, non mi diranno mica che non abbiamo le persone competenti per portare avanti i progetti. E poi un'altra cosa, perché non si riesce a capire che uniti si vince? La squadra vince, ma la squadra deve avere in mente la comunità. La politica deve avere in mente la comunità, la sicurezza del cittadino e anche avere una casa sicura dove abito. Ma non vedete cosa succede? Tutti fanno quello che vogliono. Regole, quali regole? Chi è che rispetta le regole in Italia? Abbiamo visto reddito di cittadinanza, casa zero, di tutto e di più. Perché gestiti male? Non che non andassero bene, perché se loro avessero dato la possibilità anche a reddito di cittadinanza di gestirlo ai sindaci,
sindaci. Se avessero dato Casa Zero la possibilità anche al Sunia, assieme a altre realtà, di gestire questi fondi importanti per mettere a posto queste case, che sono anche tante, e appartamenti veramente chiusi, inagibili, perché non si hanno i soldi, non saremmo in questo. Noi siamo stanchi. Sindaco, lei fa parte di un governo, di un partito che ha il governo, che è importante. Noi siamo stanchi di terze, quarte corsie, piste da bob, ponte de Messina. Noi abbiamo bisogno di dare risposte alle fragilità. Ma è possibile, sindaco, che non si rendano conto che il problema è la denatalità? Le persone diversamente giovani non ce la fanno più, non hanno servizi, non hanno niente, case di RSA non ne trovano, rette altissime. Capisce che sono altri i problemi, cioè non è che andiamo tutti a Cortina 1.000 euro al giorno a vedere le Olimpiadi, sindaco, sono altri problemi che io vedo. Prego, sindaco. Ma allora, sì, è un discorso complicato, perché è chiaro che non è che un governo di qualsiasi colore possa indirizzarsi solo su un determinato filone. Chiaro che il governo, ma anche i comuni nel piccolo, no? I comuni stessi nel piccolo hanno dei soldi che vengono destinati al sociale, ma altri denari che vengono destinati a tantissime altre cose, perché comunque la comunità a 360 gradi deve comunque crescere. Io sono d'accordo con te, Mirella, sul discorso fatto. Vengono poco utilizzate le amministrazioni comunali, perché le amministrazioni comunali sono quelli che hanno il contatto con il territorio, il contatto con le associazioni del territorio e poi il contatto con i cittadini. Purtroppo vengono un po' snobbate, no? Sembra, no? Quando parlano dei sindaci, per sindaci intendo comunque amministrazioni in generale, tutti dicono che bravi a fare il sindaco, eccetera, eccetera, però poi quando si arriva in soldoni a dover dare autonomia, ma autonomia vuol dire avere anche le risorse, perché l'autonomia senza risorse non serve a niente. Autonomia ai sindaci nella gestione delle cose, allora là casca l'asino. Io quando parlo per esempio del PNRR, a me fa un po' arrabbiare, no? Quando qualche sindaco di qualche grande città dice che è stato sbagliato dare i soldi del PNRR ai piccoli medi comuni. Io come comune, noi abbiamo preso 15 milioni di euro di finanziamenti al PNRR e li stiamo utilizzando tutti in maniera corretta, anzi i nostri uffici stanno lavorando in maniera fenomenale. Se ce ne avessero dati ancora in più, per esempio sulle case, noi li abbiamo utilizzati e li abbiamo spesi in maniera corretta, perché le capacità qui ci sono. È vero anche, però, scusami se ritorno a quello che ha detto il sindaco Mario Conte, con cui concordo, che io non vi giro le foto che potrei girarvi da mettere in diretta, ma ci sono alcuni appartamenti che sono stati devastati da chi ci abitava dentro, devastati, quindi con il rispetto della cosa pubblica praticamente nullo. Lasciamo perdere il non pagare l'affitto, che comunque è sbagliato, perché l'affitto è in base all'ISEE, quindi vuol dire che l'affitto è in linea con quello che tu dichiari, quindi gli affitti sono sostenibili in maniera tranquilla. Ma poi arrivare in un appartamento, sono andato in un appartamento 10 giorni fa dove ho aperto la porta e non ho avuto il coraggio di entrare, da escrementi di cane, mangiare lasciato là, da questa persona che era stata sfrattata. Quindi bisogna, ecco, che veramente tu parli bene di gioco di squadra, ma il gioco di squadra sembra che lasci sempre fuori i cittadini. I cittadini fanno parte di questa squadra, sono quelli che ultimamente si lamentano, però poi quando c'è da mettersi in gioco non ci sono mai. Però sindaco Piero Boncoro, perché ormai il tempo è scaduto e devo chiudere, però devo dirglielo. Allora, è vero quello che dice lei, ma anche vero che bisogna cambiare le leggi. È inutile, la certezza della pena. Cioè, se io controllo questo appartamento e tu lo tieni così, il giorno dopo tu sei fuori. Fuori. È inutile che vengono a raccontarci ma qua, ma là. Io vengo a fare i controlli e penso che oltre a psicologi paghiamo anche persone che possono controllare, andare a verificare. Io sono andata, mi ricordo c'era ancora Speranzon all'Atter di Mestre e un inquilino che abitava su uno di questi famose vele,
ha detto, beh, questo appartamento è chiuso non so da quanto, sono anni che non vediamo nessuno. Ecco, Speranzon era stata la prima volta che finalmente vedevano qualcuno, che lui aveva preso questa presidenza ATER, e siamo andati assieme, mi ha invitato e devo dire veramente grazie, siamo entrati con le telecamere e come dice lei, io ho visto di tutto e di più. Io ho visto di tutto, ho visto persone che si comportavano bene, che non riuscivano ad avere rispetto del vicino, il vicino che si comportava male aveva il gioco in mano. Perché? Perché la legge non permetteva di mandare via questo inquilino, oppure dopo anni e anni di sofferenze. Allora capisce che la politica deve intervenire, perché ormai siamo arrivati al limite, la gente ha paura di uscire di casa, abbiamo 4 ragazzini che hanno preso la palla al balzo e per la visibilità che grazie anche alle informazioni che diamo, perché bisogna dire, hanno in mano tutto, tanto se ne frego, tanto la legge cosa mi fa? Sono minore e io alzo sempre di più l'asticella. Cioè, sindaco, qui la destra deve battere un colpo, perché prima era colpa della sinistra che era troppo buona. Adesso mi sembra che al governo non ci sia la sinistra, sindaco, ci sia una destra. Allora molte telefonate che io ricevo dicono, ma io ho anche cambiato, prima votavo sinistra, poi voto destra, però i risultati non le vedono. Perché se continuiamo a passare il cerino, è colpa mia, è colpa tua, non ne andiamo fuori. Qui abbiamo bisogno che la politica agisca per un bene comune. Segretario. Secondo me, più che troppo buono o altro, destra e sinistra alla stessa maniera, perché è una questione amministrativa, quindi neutra, bisogna appunto cercare di capire qual è la situazione e qual è il sistema più pratico per risolvere. Noi abbiamo individuato personalmente l'idea che potrebbe essere un supporto a questo, per esempio poter dare la possibilità ad ATER o ai comuni comunque di avere i loro amministratori di condominio, che sono delle presenze dell'ente gestore nell'edificio. Intanto mi fa da deterrente, anche semplicemente se viene a fare un controllo una volta ogni 2 settimane mi fa da deterrente, e quello purtroppo bisogna dirlo in Italia è molto efficace. Il fatto di poter avere qualcuno che ha un contatto diretto e immediato con l'ente potrebbe risolvere tutta una serie di problemi, oltre a tenere sotto controllo anche quello che si diceva prima di situazioni in cui il tenore di vita è palesemente diverso da quanto dichiarato. Purtroppo anche lì serve modificare, nel nostro caso Veneto, la legge regionale, perché ATER non può fisicamente avere i suoi amministratori. Perché passano sempre il cerino al governo di Roma, ma qua invece diciamo che la regione dovrebbe muoversi in maniera diversa. Sindaco Piero Bon, come commenta le parole che ha sentito? Prego. Ma la dottoressa ha ragione, ma come hai ragione tu, Mirella, cioè le normative sono importanti. Qual è il problema? Il problema è che chi fa probabilmente le leggi, adesso non parlo delle leggi magari regionali che ci sono molti magari ex amministratori, cioè chi ha amministrato i comuni, ma a Roma purtroppo c'è gente che governa di tutti. Io non faccio un colore politico, sai che io sono molto corretto nelle cose, non mi interessa se uno è verde, arancione, di qualsiasi tipo. Purtroppo c'è tanta gente che governa a Roma, non sa neanche come è fatto un comune, non ha minimamente idea delle problematiche che ci sono. Lavorano, ragionano sui massimi sistemi, persone che magari non hanno neanche mai lavorato in vita loro, o che non parlano di famiglia e magari non hanno neanche una famiglia. Cioè, o iniziamo a costruire una classe politica dalla base, con una formazione precisa, con esperienze precise, e che quindi sa quando va a fare qualcosa cosa sta facendo, o continueremo a parlare così sempre, perché i problemi, ripeto, se fossero dati in gestione con le risorse ai comuni, alle associazioni del territorio, secondo te ne avremmo tanti così? Sicuramente ce ne sarebbero, ma non in questa maniera. Perché con le risorse e il confronto con le realtà locali, e guarda, qualsiasi colore sia l'amministrazione pubblica locale, assieme alle associazioni, i problemi andrebbero risolti. Però c'è questa ritrosia. Bene, Sindaco, qual è il problema del nostro bellissimo paese e anche di un popolo italiano che è un grande creativo, perché bisogna dire che abbiamo la creatività nel DNA,
Però non basta solo lavorare. Purtroppo bisogna fare quel passo in più che non riusciamo a farlo, non c'è niente da fare. Il problema è che noi siamo in mano alle mafie, alla massoneria e alla burocrazia. Ecco, quando abbiamo detto questo abbiamo chiuso completamente il cerchio. Da qua non ne vai fuori. Perché non si cambia la legge elettorale? Io vedo che tutti ne parlano, ma nessun partito, né di destra, né di centro, né di sinistra, faremo e dai così oremo, daremo, cambieremo, sì quando, bisogna decidere anche l'anno però che si vuole cambiare. Allora capisce bene che non vi danno queste possibilità, sindaco, perché sanno cosa chiedereste voi. Chiedereste aiuti economici per il territorio. Siccome che i progetti sono altri, se li danno a voi non riescono più a portare avanti quello che interessa a loro, che non è di sicuro il bisogno del cittadino e delle fragilità. Questa è la verità, inutile che si nascondono, che dicono che passano il cerino. Non vi danno, anzi vi hanno riempito di responsabilità, perché siete quelli che pagate di più lo scotto di questi problemi e avete la coperta cortissima. Quelli che invece non ce l'hanno corta è quelli che non hanno questi bisogni e spendono questi soldi a raffica e vediamo i progetti. Ma chi se ne frega della terza e quarta corsia nel 2025, sindaco, dove abbiamo un problema veramente di esistenza che non ce la fanno più, con 2 stipendi non riescono ad arrivare al fine mese, chi lavora rimane povero e chi non fa niente diventa ricco, ma l'economia in mano a 10 persone. Ma stiamo scherzando? Ma volete, non lo dico a lei sindaco e lo sa, ma i partiti che governano rendersi conto che i bisogni di questa Italia meravigliosi che tutti invidiano. Io sono andata a Venezia sabato, c'è il mondo che viene a vederci, il mondo. I bar alle 11 avevano finito tutto, sindaco, mi dicevano, una roba incredibile, che vengono a visitarci. No, non va bene. Non va bene, dobbiamo mettere i paletti là. Cerchiamo di trovare le soluzioni, vedere come fare. Io ho visto una montagna di giovani, ho visto di diversamente giovani che fanno chilometri e chilometri per venire a sedersi sulla gondola. Cioè capite che abbiamo tutto, il mangiare più buono, il vino, abbiamo un patrimonio UNESCO unico al mondo, eppure stiamo fermi. Beh, dicio dai. Il sindaco non può fare visite perché non ha soldi, non può aprire i musei perché non ha soldi, e associazioni di volontariato che devono pagare per fare volontariato, devono girare col commercialista e pagare. No, non so, provincia mi devo mandare 60.000 euro se voglio stare al sindaco. No, non so se è una roba normale, un ente pure. No, io lo dico perché è storia vera, sindaco, è inutile che ce la giriamo. Cioè, anche no, però ho detto, me lo dice un giudice, quello che devo pagare io, quello che devo pagare la provincia, visto che è un ente pubblico. Capisce che non ci siamo, sindaco, che stanno colpendo la spina dorsale del paese, che è il mondo del volontariato, perché se finisce il mondo del volontariato anche per voi sindaci non ce ne sarà, perché è quello che vi ha tenuto in mano, che ha tenuto il paese in mano anche durante la pandemia. Questa è la verità. Marcon cosa dice? Ma perché io dico quello che è, mica problemi io di dire le cose come stanno. Purtroppo tendenzialmente si cerca di rispondere alle richieste di chi si aspetta di avere come si può dire? Ci si aspetta un tornaconto politico, fra virgolette, o meglio, più che politico, diciamo elettorale. E quindi è difficile far capire che bisogna fare le cose giuste. Nel momento in cui io riatto un alloggio popolare lo rimetto a disposizione, ho aiutato una famiglia ma non vado lì a tagliare il nastro, quello secondo me è il problema serio. O si fanno cose in grande che posso dire tutti quanti, oppure magari si sceglie qualcos'altro. Invece purtroppo c'è anche una questione proprio culturale, secondo me, tipica specialmente nostra. Ci si vergogna di dire che si ha bisogno di aiuto, ci si vergogna a trovarsi a avere bisogno di aiuto, e sembra quasi che questa sia una colpa. In realtà non è la colpa del singolo. È il sistema,
È il sistema che non funziona. Quindi regione, comuni, Stato dovrebbero tutti quanti cercare di intervenire per venire incontro a queste cose silenziose. Anche Mi sembra che facciano questo. Abbiamo visto gli operai che rischiano il posto di lavoro. Chi sono? Le multinazionali. Chi è che ha permesso a queste multinazionali di mandare a casa queste persone dopo 30-20 anni di lavoro serio? Lavoro ce n'è, come dicono questi operai, eppure il lavoro viene spostato chissà dove. Nel silenzio totale, perché le leggi prevedono questo. C'è niente da fare. Sindaco Piero Bon, come ci saluta? Prego. Scusate, vi saluto intanto concordando con quello che è appena stato detto dalla dottoressa Marcon. Purtroppo aiutare le persone non dà visibilità e quindi è chiaro che la politica vive di visibilità, perché poi vanno alla ricerca dei voti, e fare certe cose non dà visibilità, e questo è, scusatemi, ma io non lo ritengo corretto, perché se siamo qui è perché siamo a servizio degli altri, soprattutto delle persone più in difficoltà. Poi aggiungo un'ultima cosa, a me basterebbe anche che i soldi il governo non ce li prendesse, non dico che ci aumentasse, ma almeno che non ci chiedesse di dargli indietro qualcosa, perché il Comune di Cittadella quest'anno darà indietro al governo 270.000 euro, e quindi provate a pensare con 270.000 euro quante persone si possono aiutare. Noi che come amministrazione spendiamo circa 1.100.000, 1.200.000 euro in servizi sociali. 270.000 euro per noi sono tanti, non abbiamo toccato un centesimo del sociale, però abbiamo dovuto tagliare il resto per riuscire a dare indietro i soldi. Basterebbe solo questo, che non ci tagliassero le risorse. Glielo dica, si faccia sentire, visto che abbiamo anche parlamentari e europarlamentari anche profumatamente pagati, che se per cortesia si accorgono, ecco, di quello che ha bisogno il territorio, perché io non ho bisogno, basta parole, hanno bisogno le persone di agire. Ecco, la parola giusta adesso, sindaco, è agire, perché non se ne può più. Non può essere che io vedo persone al banco alimentare con 2 stipendi che non arrivano a fine mese. Come ha detto lei, cominci a pagare 6, 7, 800 euro o di affitto o di mutuo, bollette carissime, borsa della spesa non ne parliamo, ragazzi che crescono, sanità, se hai bisogno di qualcosa, poi ditemi voi se si continua. Ed è l'unico paese in Europa, perché in Europa non abbiamo questi stipendi e i politici non hanno queste emulazioni che sono a 0,000. Perciò, sindaco, si faccia sentire, visto che lei è una persona per bene, forse ecco qualcosa bisogna che anche voi, siccome voi, dico sempre, sindaco, avete gli eserciti che sono le persone che vi hanno votato, sono i vostri cittadini, ecco, forse essere meno lenti e più rock non sarebbe male, sindaco Piero Bon. Ecco, fatevi sentire. Grazie a Luca Piero Bon, sindaco di Cittadella, grazie, è stato con noi, grazie alla dottoressa Deborah Marcon, segretaria generale SUNIA, grazie, pubblicità. Presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo collegata da Vicenza Francesca Torelli, consigliere regionale di pari opportunità. Grazie veramente, dottoressa, di essere qui con noi. Grazie. Saluto anche Enrico Brutomesso, portavoce Europa Verde. Parleremo anche di questa Europa, se è verde, arancione, gialla, perché ormai cominciamo a vedere dei segnali che non sono molto tranquillizzanti. Allora, sì, partiamo proprio invece dalla dottoressa Torelli. Abbiamo parlato di fragilità, soprattutto queste donne, questo popolo femminile che anche in tempo di guerra ha dato tanto, ma ne sentiamo pochissime. Pensate quante persone veramente sono morte, ecco, di donne, ecco, che hanno aiutato, ma non ce n'è per nessuno, proprio nell'elenco siamo sempre molto inferiori, nonostante questo grande lavoro, ma mi sembra che anche nel 2025 continuiamo a vedere questa donna molto sottomessa, anche politicamente, ce ne sono pochissime, e soprattutto questi stipendi che sono ancora diversi da quelli degli uomini, non c'è niente da fare nonostante lo stesso lavoro. Allora andiamo nello spazio, abbiamo i satelliti, però io vorrei parlare anche di questa donna che fa fatica a salire la scala. Prego, dottoressa. Voce. La ringrazio per questo invito e per lo spazio che mi dà, anche perché il tema della fragilità è un tema sicuramente che mi interessa, anche se ormai lo sa, declinato al femminile, ma quello che si può fare per aiutare
le donne a trovare uno spazio nella società, a uscire dalle condizioni di povertà e di fragilità, certo si possono applicare all'intera cittadinanza. Io ho ascoltato con interesse la parte precedente in cui denunciava il fatto che famiglie con 2 stipendi non riescono comunque a superare magari quella che è la soglia di povertà per l'Istat, sì, ma non riescono comunque ad arrivare a fine mese e si devono rivolgere a servizi fondamentali come il banco alimentare, ma dove credo vorreste vedere il numero minore possibile di cittadini. È un servizio che date, è un servizio importante, ma meno ne usufruiscono, uno potrebbe pensare meglio sta la società. E questo perché è vero che tutta una serie di servizi, specie quelli che hanno a che fare con il sociale, che siano gestiti da cooperative piuttosto che da imprese, hanno una struttura retributiva estremamente penalizzante. Dottoressa, la fermo un secondo, se no mi cade la linea, sa come funziona. Abbiamo Luciano da Mantova, poi riprendiamo. Vai Luciano. Pronto? Io ascolto sempre la trasmissione, anche prima ascoltavo il degrado della sanità da una decina d'anni a questa parte. Io rimango allibito, perché è inutile fare tante chiacchiere, bisogna cominciare da poco, ma fare le liste d'attese, nei pronti soccorsi o compagnia bella, io vado, sono andato alle barelle, ma sono cose allucinanti. Soltanto pensare, persone che hanno, anche mio fratello ha avuto bisogno di cose urgenti, mio fratello, per un polipo nella vescica, ha dovuto andare a pagamento. È allucinante, ha capito? Io rimango sorpreso perché non fanno niente, bisogna cominciare, no, ci mancano 35.000 medici, ma cominciate. Date qualcosa in più, la gente se ne vanno nelle cliniche private o all'estero. Ma non bisogna mica parlare, bisogna cominciare con i fatti. Ci vuole poco perché... Agire, ho detto io, Luciano. Negli armamenti i soldi ci sono, negli armamenti o i nostri come si chiama, governanti che i soldi ce li hanno. Potevano rinunciare a qualcosa loro e dare ai poveri, alla gente che hanno bisogno. Buongiorno. Grazie a Luciano, salutiamo anche Mantova. Prego, dottoressa. Sì, stavo dicendo che sicuramente è opportuno cercare di rivedere le strutture della retribuzione per una serie di contratti e settori dove anche lavorando si fa fatica a uscire dalla famosa soglia di povertà. In parte perché molte di queste attività vengono svolte tramite lavoratori part-time, quindi se già una paga oraria non è particolarmente ricca, se poi la di mezzo inizia a avere dei problemi molto seri a fine mese. Questo colpisce di più la popolazione femminile perché in tutti quei servizi di cura è prevalente la manodopera femminile. Per dei retaggi culturali sarebbe, anche se gli operatori che ci lavorano dicono che anche gli uomini sono assolutamente in grado, capaci di svolgere questo tipo di attività che sono utilissime alla collettività. Sentiamo cosa ne pensa anche Enrico Bruttomesso, portavoce di Europa Verde. Questa Europa che non riusciamo a capire cosa succederà, si sta disgregando. Prima si parlava con Enrico e non è che siamo così tranquilli su quella che sarà la futura Europa. Prego. Sì, diciamo che a livello geopolitico c'è una forte pressione in Europa proprio per il fatto che vediamo il nuovo presidente degli Stati Uniti che cerca di comandare oltre a tutti. Lo vediamo solo, per esempio, vuole andare a parlare con Putin senza parlare con la parte ucraina interessata, per esempio. Lo vediamo con Elon Musk che sembra quasi che volesse anche comandare il mondo, oltre che comandare l'Europa e anche l'Italia, ovviamente, visto che abbiamo i contatti per il suo business, diciamo, no? Sui satelliti.
Però alla fine sono tutte distrazioni, diciamo, sicuramente, bisognerebbe dargli molto meno spazio secondo me, sono proprio distrazioni perché ovviamente come quello stavamo parlando nella trasmissione, le fragilità sono sempre quelle che a uno non interessa niente delle grandi cose, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno comunque di politiche sui piani più bassi, diciamo, no? Sui livelli più bassi, proprio per le fragilità. Io, come lei sa bene, provengo dal volontariato, lavoro qui senza fissa dimora e conosco molto bene sia la difficoltà di trovare lavoro e un lavoro ovviamente anche a tempo pieno, ovviamente come parlava prima la dottoressa, ma allo stesso tempo anche le unità abitative. È molto difficile anche perché ovviamente chi non ha uno stipendio o uno stipendio parziale ha molte difficoltà ad accedere ovviamente alla situazione abitativa. Io penso che comunque una politica che deve essere anche quella europea, che in Europa comunque ci sono dei regolamenti, delle direttive che si spingono sulla parte sociale, vi dicendo, sulle unità abitative, sia dalla parte dei giovani che dalla parte ovviamente delle persone più in difficoltà. E diciamo che gli stati che fanno parte dell'Europa dovrebbero avere un'attenzione maggiore di questo, perché se tu hai una società buona, una società sana, nel senso che riesce a vivere nella comunità e tutto quanto, abbiamo una riduzione di costi che è impressionante sulle problematiche sociali che ci sono, che vadano su quelle della criminalità, vi dicendo, perché ovviamente una persona che sia fragile e tutto quanto arriva a un certo punto ed è facilmente, come si dice, accalappiabile anche dalla malavita. Però c'è un però brutto messo, che noi vediamo che l'Europa ha una montagna di soldi, basta vedere i fondi del PNRR, in parte che dobbiamo restituire, in parte a fondo perduto. Allora io mi domando cosa pensano di fare con queste montagne di soldi, perché alla fine sono tutti soldi dei cittadini di vari paesi che vengono accumulati e messi in un bel salvadanaio, per non diciamo un forziere enorme. È mai possibile che non si riesca a capire chi ha bisogno di cosa? Perché se io ho 20 sale operatorie, non me ne serve altre specificatamente, ho altre necessità. Tu ne hai meno, hai altre specificità, ognuno ha le sue specificità e i suoi bisogni. Perché non si fa questo? Si fa un grande caglierone, si mette tutto dentro, prendete i progetti, portateli e noi vediamo che abbiamo presentato progetti pochissimi, dove un paese che è con la canna a gas. Non vorrà mica dirmi, brutto messo, che non abbiamo le persone, visto che abbiamo i migliori ricercatori, i migliori scienziati e i migliori economisti, vanno all'estero, vanno tutti all'estero perché là sono pagati profumatamente e se li tengono, anche perché sono molto validi. Non riusciamo a capire le esigenze del paese, perché qui tutti parlano di guerra. Adesso dobbiamo armarci anche noi, dobbiamo farci un esercito perché l'America non vorrà più saperne, a quello almeno che si dice, e perciò si parla ancora di fondi di milioni e milioni che verranno impiegati per le armi. Allora scompariremo? Perché a noi chi penserà? Prego, brutto messo. Beh sì, sicuramente il grande calderone dove ci sono tantissimi soldi, purtroppo tante volte vengono fatte delle misure lineari, no? E non si guardano le specificità dei territori. Purtroppo questa cosa qua è una cosa, la vediamo anche nel passato quando si dicevano bisogna fare i tagli lineari, no? Non si andavano a fare i tagli dove bisognavano farli, lineari, dove c'era una speculazione di soldi, vi dicendo, si facevano tagli lineari e ovviamente comuni vengono tagliati. Esatto. Quelli che hanno la patata bollente. Quelli che hanno la patata, quelli che devono gestire, quelli che conoscono il territorio e le loro problematiche. E quindi praticamente non riusciamo mai ad incidere, diciamo, su quelle realtà in cui veramente abbiamo bisogno. Però c'è anche da dire una cosa, tante volte nelle società partecipate, per esempio, è una cosa che io dico da molto molto tempo, è che noi abbiamo tanti tecnici, tantissime brave persone, tantissimi bravi ragazzi studiati, dicendo che vanno all'estero a lavorare, e noi mettiamo ex politici a gestire partecipate e non si sa neanche perché. Avranno sicuramente un bagaglio che hanno conosciuto nel tempo, vi dicendo, ma noi abbiamo bisogno di tecnici, spesso e volentieri, perché il tecnico riesce a vedere molto meglio come fare il lavoro e non abbiamo bisogno... preparato, un tecnico preparato, ecco, un tecnico preparato. Allora andiamo a vedere invece questa donna trovata morta, questa donna purtroppo scomparsa dopo questa tragica perdita del figlio, e andiamo a vedere.
È stata trovata senza vita in zona Fratte, tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dare l'allarme i familiari della donna che si sarebbe allontanata da casa a piedi ancora con le ciabatte addosso ed un giubbotto lungo. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile sono andate avanti fino ad oggi pomeriggio, quando il corpo è affiorato in un canale dell'Enel. Dopo l'elicottero e i droni questa mattina a Vittorio Veneto erano arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Venezia. Ieri i pompieri avevano allestito l'unità di comando locale di fronte al municipio, coordinando le ricerche di carabinieri e protezione civile. 100 uomini in campo. Questa mattina battute anche le zone interne ed esterne di fabbriche e casolari abbandonati. La donna sarebbe uscita di casa in stato confusionale. La morte potrebbe essere la conseguenza di un atto volontario. Una tragedia nella tragedia. La 56enne aveva da poco perso un figlio. Allora, vede dottoressa, perché l'ho invitata? Perché io ho ricevuto, prima avevo il sindaco di Cittadella, questa telefonata di questo padre disperato perché è stato sospeso il figlio 4 mesi, 3 o 4 mesi, tantissimo, tanto è vero che avevo un professore, un insegnante, ha detto mi trovo una cosa pazzesca, cosa avrà fatto questo per avere tutta questa sospensione? Purtroppo che ha un problema di comportamento e non è colpa sua di sicuro di questo ragazzo, ha perso la mamma, eppure secondo il papà la scuola non è inclusiva, invece di includere l'ha lasciato a casa tutto questo periodo e ho sentito anche il ragazzo molto depresso. E poi ho visto questa donna che non ce la faceva più dopo la perdita di questo figlio. Forse io parlo con le mamme che hanno perso, i genitori che hanno perso i loro figli, è una tragedia che non passerà mai, è un dolore talmente grande, però non c'è supporto, dottoressa. Qui dobbiamo cambiare le regole del gioco. O ci mettiamo in testa cosa devono fare i servizi sociali, aiutate dalle associazioni di volontariato, che abbiamo persone preparatissime, molto brave, unire, no dividi e timpera. Le associazioni divise non riescono ad arrivare alle fragilità perché i servizi sociali mettono avanti la legge. Non possiamo perché c'è la privacy, perciò noi non possiamo dare i nomi e cognomi, pensate dove mettono la privacy, e lo dico anche a brutto messo, ecco, perciò noi non possiamo arrivare alle fragilità anche se vogliamo aiutarli. Servizi sociali che chiudono al venerdì a luna, pochissimi all'interno, perciò tu vai oppure schiacci 1, schiacci 2, schiacci 3, schiacci 4, non risponde nessuno perché sono fuori. Cioè, dottoressa Torelli, qui dobbiamo cambiare le regole del gioco, non cambiare solo l'ISEE, cambiare le regole del gioco anche per queste figure femminili completamente abbandonate a se stesse. Chi ha seguito questa donna dopo la perdita del figlio? Io sono sicura, dottoressa, che forse fosse stata seguita da persone competenti, che le abbiamo, con le associazioni di volontariato anche gratuito, forse non sarebbe successo questo. Quanti morti avevo sentito per la solitudine, perché nessuno ascoltava? Prego, dottoressa. Sì, tante suggestioni, vedo di rispondere con ordine. Allora, guardando il servizio, la prima impressione che ho avuto, vedendo tutte quelle camionette dei vigili del fuoco che si sono prontamente attivati per le ricerche, e devo dire che, scusate, notizie di giornali, le forze, la protezione civile piuttosto che vigili del fuoco, sono sempre molto presenti e attivi nel dopo, che è il loro ruolo. Io mi chiedo questo, ma se investissimo di più appunto nella presa in carico del sociale, capire muore un giovane, muore un ragazzo, la proattività del servizio sociale che si propone ai genitori, magari capisce che c'è una donna sola che viveva per quel figlio, per proporre assistenza, perché è vero quello che ha detto prima la Presidente di Sunia, che si è poco abituati a chiedere aiuto o aiuto di tipo psicologico, no? Si fa fatica, mi succede una tragedia, non chiedo aiuto e poi la risolvo in un qualche modo io. Ci vorrebbe proattività da parte dei servizi sociali. Se spendessimo in questo probabilmente avremmo meno bisogno di attivare le forze che poi cercano chi in qualche modo non ce l'ha fatta, ha fatto determinate scelte.
e questo potrebbe essere sicuramente di aiuto. Per quanto riguarda la privacy, do un suggerimento ai comuni che seguono il sociale. Nel momento in cui le persone si affidano al comune o nel momento in cui una persona si iscrive all'anagrafe, potrebbe essere utile inserire una specifica autorizzazione a fornire il nominativo di questa persona alle associazioni di volontariato che operano sul territorio. In questo modo la persona dà l'autorizzazione e non ci sarebbe più questo limite, che comprendo che è effettivo, che per norma è così, per il servizio sociale. Il servizio sociale a cui si è rivolto una persona che ha delle problematiche, gli dice: vuoi essere contattato dalle associazioni di volontari che operano sul territorio? Sì, no. E in questo modo quella persona probabilmente, visto che le associazioni sono proattive e sono attive magari più il sabato e la domenica che durante la settimana, proprio perché si basano anche loro sul volontariato e le persone non riescono magari sempre a essere presenti, ma ci potrebbe essere quella sinergia tra servizi sociali pubblici e associazioni. Sì, ma chi è che può fare questo? Perché io sono convinta che se io dico al sindaco questo, con tutti i problemi che ha, dice anche no, anche questo, perché ricade sempre sul sindaco che ha una coperta cortissima, e per fare questo bisogna investire, non c'è niente da fare, devi investire nella famiglia. Prego, Bruttomesso. Sì, investire nei cittadini, praticamente. Beh, sicuramente il sindaco ha anche una squadra dietro, anche una giunta e anche qualcuno che ha la delega al sociale, ovviamente, no? E quindi secondo me è solo una volontà voler agire un po' su questo settore qua, no? Che sia magari un po' più, diciamo, spinto verso questo settore piuttosto che altri, perché magari tante volte vediamo che i sindaci si prodigano per fare grandi opere, questo e quell'altro, costruire nuove strade, tutto quanto, cioè invece alla fine è proprio il lavoro che non si vede, lo diceva prima anche il sindaco di Cittadella, sinceramente, che diceva che ovviamente sono quelle cose che non si vedono, però è anche da dire che se si costruisce una nuova casa abitativa a disposizione delle persone dell'ATER o del comune, vi dicendo, anche magari tagliare un po' meno nastri e lavorare un po' più, diciamo, con meno visibilità, perché tanto alla fine è un'azione sociale che ne beneficiano tutti, non è che il sindaco deve beneficiare su qualcosa perché deve tagliare un nastro, deve lavorare pancia a terra sui cittadini e tutto quanto. E pensiamo solo che, ritornando un po' agli argomenti di prima, le case abitative degli ATER, no? Per dare la possibilità delle famiglie o monofamiglie, perché ce ne sono tantissime, ovviamente, avere una casa e tutto quanto. Cioè, in Veneto abbiamo circa, cosa sono, 40.000 case ATER, per esempio, no? E 8.000 sono sfitte. Cioè, li troveremo comune per comune un po' di soldi, vi dicendo, per una piccola ristrutturazione, vi dicendo, perché tante volte io vedo nella zona dove vengo io, i comuni per esempio, per dare questa possibilità qua fanno dei contratti agevolati con i cittadini, no? Questi concordati, e insomma i soldi i comuni ce li hanno, è ovvio che i soldi non mettono i soldi, scusate, i sindaci non mettono i soldi negli ATER, che è competenza regionale, che deve essere la regione che li mette, ma il sindaco stesso nel suo piccolo può fare tantissime cose. Non ci sono solo gli alloggi regionali, ci possono essere quelli comunali, ma possono essere anche i contratti. In questo modo qua, in collaborazione con il proprio ufficio sociale possono praticamente, loro sanno benissimo, il comune sa benissimo quanti sono le persone indigenti che hanno bisogno, che sono iscritte nelle liste e vi dicendo, piano piano, mese dopo mese, si possono fare molti più risultati che non aspettare grandi fondi e vi dicendo. Ad esempio il reddito di cittadinanza, che noi lo diciamo sempre, non solo la Mirella ma anche i cittadini, doveva essere gestito dai sindaci. Certamente. E non dai furbetti. Certamente. Perché poi questa gestione è andata in mano anche a molti furbetti che ci facevano, ecco, i loro interessi. Però, brutto cao, bisogna anche dire che c'è una burocrazia che impedisce di fare questo, appunto anche questa privacy che dovrebbe essere rivista. Noi abbiamo leggi sorpassate, siamo nel 2025, andiamo nello spazio, viviamo ancora con delle leggi che non possono più continuare così. C'è la volontà politica, secondo lei,
di mettere, di cambiare le leggi che non servono, anche toglierle se non servono, oppure applicare quelle che ci sono. Ad esempio lo sport è nella Costituzione dal 2024, però non mi sembra che sia così praticato, che sia così agevole anche per i ragazzi. Io ho avuto comuni, sindaci che non avevano neppure la palestra, allora io dico perché non mettersi insieme e vedere dove posso andare se io non ho la palestra, vado da un altro comune, oppure avere questi fondi, ecco, che poi abbiamo visto con le Olimpiadi dove vogliono si trovano sempre, allora certo. Ci parliamo chiaro, allora dove vogliono i soldi si trovano, e tantissimi. Ma perché non si trova per il cittadino che veramente sta pagando? Prima si parlava di case, come giustamente diceva lei, brutto messo, ma queste case sono state vendute ed erano case che abbiamo pagato noi con Gesca, famosa tassa sulla busta paga che ti traeva questi soldi. Questi l'hanno venduta, commissariati, Ater, non sai neppure cosa è successo, vendono i più furbi, perché questi che hanno la possibilità invece di pagarsi un affitto, magari agevole anche perché hanno trovato un lavoro, stanno bene, si comprano la casa e poi fuori vediamo le BMW sulla casa che dovrebbe essere stata sempre una casa di emergenza. Anche qua, dottoressa Torelli, non è il caso di rivedere, perché qui parliamo di donne, di famiglie che non ce la fanno più, le troveremo su una strada, ecco, vedremo casi che andranno all'asta. Guardate che è preoccupante, queste banche che sono strapiene di case perché non riescono a pagare il mutuo, ma non riescono neanche a metterle nel mercato perché chi le compra queste case? Dottoressa, anche qua, cioè le pari opportunità non dovrebbero essere anche queste? Prego. Certo, le pari opportunità appunto contrastano qualsiasi forma di discriminazione. Nella Costituzione parliamo anche del contrasto alla discriminazione per censo, ovvero in relazione al patrimonio che può avere una persona o una famiglia. Io sono d'accordo che certe disposizioni, come il reddito di cittadinanza, sarebbero state più efficaci se i sindaci fossero stati coinvolti nella gestione, perché grandi progetti a volte servono, cioè per le grandi opere è necessario che ci sia un coordinamento nazionale, ma questi progetti che riguardano i singoli, che riguardano la conoscenza approfondita del territorio, la conoscenza della reale situazione di una persona, perché nel paese, ma anche nella cittadina, si riesce a capire se una persona ha la BMW fuori ma prende il reddito di cittadinanza, ma a livello centrale è impossibile effettuare questo tipo di controllo, e ne hanno anche fatti, devo dire la verità, scoprendo appunto i famosi furbetti che hanno danneggiato tutti, perché hanno danneggiato sia chi pagando le tasse ha contribuito a far avere questi soldi a qualcuno, ma tutta quella categoria di persone che era effettivamente fragile e che poi è diventata nel parlare popolare i furbetti del reddito di cittadinanza. Lo sono diventati tutti indistintamente, anche persone che invece grazie a quel reddito magari sono riuscite a uscire da una situazione di povertà e di fragilità, perché questo è lo spirito di quello strumento, no? Dare respiro per consentire alle persone di formarsi e trovare poi un'occupazione. La gestione locale di questi strumenti sarebbe ottimale, tanto come per le case. Anche in questo caso sono d'accordo col fatto che il comune non può disporre di determinati beni perché magari non ne ha la proprietà, però potrebbe aiutare a far sì che i cittadini arrivino a poter utilizzare una casa. Magari anche tante non sono messe sul mercato perché da restaurare esistono degli strumenti di condivisione, come dire, delle spese, di un impegno sul restauro che poi consentono ai cittadini di riavere quegli spazi. Rino da Mantova, un'altra persona da Mantova, questa mattina siamo anche a Mantova, via, vai Rino. Buongiorno Mirella, a tutti i suoi ospiti. Volevo dire una cosa solo, ormai 1 anno e mezzo fa 30 persone implicate che occupavano appartamenti, assessori e compagnia bella del comune, sia di provincia che qua da noi, più di 30 persone occupavano
per pagare poco e niente questi appartamenti che li dovevano dare a chi veramente ha bisogno. Vedi cosa succede, signora Mirella? Volevo solo dirle questa cosa che so da 1 anno e mezzo fa. Grazie, arrivederci. Grazie caro Rino. Allora, quello che traspare è che purtroppo l'Italia è fatta anche da tanti furbetti. Ce ne saranno in giro, ma io guardo i miei, visto che vivo qua in Italia, e purtroppo i controlli dove dovrebbero esserci non ci sono. E questo fa molto capire che forse c'è la volontà di non controllare. Allora, io vado a controllare le fragilità, anzi vengono anche al banco solidale, io sono stata controllata, mi va benissimo, per carità ci mancherebbe, anzi sono contenta, ho ricevuto anche i complimenti, però delle volte mi domando, ma dove dovrebbero essere fatti i controlli? Cioè io sono già iscritta alla regione, col banco solo, perciò basta che schiacci un bottone, visto che faccio anche la rendicontazione, hanno scritto tutto. Quanta rendicontazione viene fatta e dove si va a parare e a controllare, brutto messo? Perché qui la politica dovrebbe anche rendersi conto che bisogna controllare chi di dovere, basta vedere le denunce dei redditi che io ho anche letto, anche dei politici, anche dei parlamentari. Allora mi domando, mamma mia, ma queste persone erano tutte ricche all'inizio quando sono andate in politica? Oppure c'è qualcosa che non sappiamo? Quando chiedo anche cosa percepiscono, ognuno dice una cifra, oppure diceva andate in internet, non lo so, non guardo il cedolino e si scusa, ma ti sarà cosa che ti arriva a fine mese? Cioè passano sempre il cerino per non dire quello che percepiscono, perché sanno che sarebbero dei numeri molto importanti. Allora capisce che noi che siamo a casa invece avremo anche diritto di trasparenza, visto che sono anche soldi nostri, perché sono nostri dipendenti. E tu devi essere proprio, devi avere questa, diciamo, trasparenza nel dire chi sei, cosa hai fatto e cosa percepisci per quello che hai fatto. Perché noi paghiamo chi non lavora e chi lavora lo facciamo morire di fame se non ci fossero gli empori solidali. Perché la verità è questa, e lo dico anche alla dottoressa Torelli, chi lavora in Italia, che suda, che fa sacrificio, non percepisce quello che dovrebbe percepire. Quello invece che schiaccia bottoni, poi anche di burocrati, ma ce ne sono di bravi, ma ce ne saranno anche di meno bravi, eppure c'è la linearità. Noi non ce l'abbiamo, l'operaio non ce l'ha, questo è lo stipendio uguale per tutti, 1.000, 1.200, 1.500 se fai straordinari. Cioè bisognerà pur cambiare le regole del gioco, perché questi non riescono mica a sopravvivere se continuiamo così. Prego. Sì, beh, sicuramente un po' di tempo fa è uscito il discorso di quando siamo in Europa, come sono cresciuti gli stipendi, per esempio, no? Noi vediamo che l'Italia è un paese in cui sono cresciuti meno, è una volontà politica non farli crescere, non adeguarli ovviamente alle materie prime e tutto quanto in cui bisogna acquistare, no? Cioè l'inflazione si alza ma non si alza lo stipendio. E questo qua ha creato un forte gap, diciamo, tra i benestanti e chi invece va a lavorare come operaio e tutto quanto, perché non ha più quel potere di acquisto. Quindi noi andiamo, cioè non avendo fatto questa cosa qua, cosa si crea? Si crea sempre più povertà, perché le persone fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, le bollette continuano sempre ad alzarsi, perché le bollette, per esempio, adesso entro solo in un piccolo programma elettorale nostro di Europa Verde, noi spingiamo molto sulle rinnovabili, no? Non tanto, poi qualcuno dice vengono da qua, dalla Cina, vengono da... però produrre corrente elettrica in Italia vuol dire avere la materia prima nostra, produrla noi, vuol dire non comprare il gas per produrre corrente elettrica, poi 1/3 del gas che l'Italia compra noi lo usiamo per fare corrente elettrica, non in futuro voler spendere migliaia e migliaia di euro, miliardi di euro per fare il nucleare, quando noi con tutti quei soldi lì potremmo regalare un pannello fotovoltaico a tutti. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che se noi produciamo in casa la corrente elettrica possiamo ottenere le bollette elettriche più basse e andrebbero meglio tutti. Andrebbero meglio sia chi ne ha, ma soprattutto chi non ha la possibilità di arrivare a fine mese, perché si vede la bolletta sempre crescere, ma una busta paga che non cresce mai. No? E quindi alla fine o la pensione che non cresce, arriviamo sicuramente a un default, cioè la soglia di povertà delle persone sta aumentando sempre di più. 6 milioni di poveri. E quindi bisognerà
trovare tante strade, e ci sono proposte su queste strade qua per dare una mano a tutti quanti. E i controlli, ha detto benissimo prima, cioè l'Italia ha diminuito i controlli in tutti gli enti. Faccio solo un esempio, l'ARPAV, l'ente che dovrebbe controllare la parte di inquinamenti, l'industria, perché poi alla fine una parte degli indigenti comunque si ammalano anche per problemi di inquinamenti che ci sono sul territorio, non ha personale per fare controlli, non ha personale, perché dove ci sono i controlli ci sono sanzioni. Perché ovviamente la legge dice, se c'è una legge e tu non la rispetti c'è una sanzione, e chi dà la sanzione la dà l'ente che controlla. Quindi molto probabilmente dove non si vuole investire su chi controlla, proprio ovviamente c'è un interesse per non farlo. Paola da Porto Tolle, ciao Paola. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, volevo un attimo, sarò brevissima, a parlare, come parlava il signore, che dovremo produrre l'energia elettrica in Italia, giustamente, no? Sì. Prego Paola. Perché sento un po' l'eco e ce l'ho tutta basso. Niente, volevo dire che noi a Porto Tolle avevamo la centrale termoelettrica. Paola, non a guardare la televisione, parla solo al telefono. No, non sto guardando, ce l'ho bassissima. Niente, volevo dire questo, avevamo anche lo zuccherificio a Porto Tolle che puntualmente è stato chiuso, abbiamo adesso, siamo intricati nella grande crisi del granchio blu, e niente, volevo sapere se c'era qualcuno che si interessava, perché abbiamo 1570 famiglie a casa da lavoro, qua non c'è più niente, a breve siamo il comune secondo d'Italia come estensione, e a breve saremo anche senza medici, e siamo proprio in Veneto anche noi, però siamo dimenticati da tutti. Volevo dire questo, se magari qualcuno si prendesse in mano un po' la situazione a cuore di noi portotollesi, perché siamo veramente messi male. Ti ringrazio Paola di questa telefonata che conferma quello che diceva Mirella, che dice Mirella da tutte le mattine, che sono altri i bisogni che ha la popolazione italiana da nord a sud e da est a ovest. Non ce n'è per nessuno, perché sono quelli i bisogni. Sentiamo come commenta la dottoressa Torelli, questa donna che dice siamo dimenticati da tutti, ecco, non abbiamo niente, eppure bisogna andare avanti. Prego dottoressa. Voce. Dovrebbe essere un compito della politica ragionare con dei piani pluriennali per riuscire a capire in anticipo quali potranno essere le criticità di un territorio. C'è stato un periodo in cui venivano erogati dei finanziamenti o delle facilitazioni per aziende che andavano a sviluppare le proprie sedi in quelli che erano considerati dei territori depressi. Mi dispiace definire così la situazione di Porto Tolle, ma depressi sotto il profilo economico, ecco, dove per un qualche motivo non c'era più il lavoro che magari c'era stato in passato. Però questo non si può fare dall'oggi al domani, bisogna fare delle previsioni. Anche qui bisogna investire di più nella capacità previsionale per andare a capire che un determinato territorio ha bisogno di diventare attrattivo per le attività produttive, perché è l'unico modo. Oppure sviluppiamo di più, cosa che si dice da tempo, lo smart working, il lavoro agile. È vero che si fanno pochi controlli negli enti, gli enti a loro volta lamentano di non avere personale, però rendiamoci conto che magari fanno fatica a trovare personale le sedi degli enti nazionali che si trovano al nord, penso anche a sedi disagiate. Belluno è in forte carenza di personale, tutti gli enti pubblici di Belluno sono in forte carenza di personale, mentre al sud magari abbiamo una abbondanza di persone che vorrebbero lavorare in un ente pubblico e nel comune non trovano.
Il lavoro agile e le tecnologie aiuterebbero a distribuire le occasioni di lavoro su tutto il territorio. Il problema è che molti non sanno adoperare le tecnologie, glielo dico io, dottoressa Torelli, perché nessuno gliel'ha insegnato. Noi andiamo in Australia e vediamo i diversamente agili che adoperano l'iPad, adoperano qualsiasi strumento senza nessun problema, perché li hanno accompagnati nel percorso. Allora è inutile che vogliono che tutti quanti questi nostri diversamente giovani abbiano questa possibilità, non ce la fanno, non riescono neppure a gestire il cellulare, molti di loro, glielo dico per sicurezza. Però quello che volevo dirle, dottoressa, io sto seguendo uno dei tanti casi di una donna, non più giovanissima, ma neanche diversamente giovane, che per ben 2 volte ha tentato il suicidio ed è abbandonata a se stessa. Ecco, io ho dovuto aiutarla economicamente, lo sanno perché l'ho detto, questa 5 per 1000 serve anche a questo, perché io dico quello che faccio, non è che lo metto in banca e prendo i benefici di questo 5 per 1000. Li spendo e cerco di aiutare queste fragilità, ma ero talmente arrabbiata perché all'amministratore di sostegno che ho chiamato, è già il terzo che cambiamo, ma rimaniamo sempre fermi perché non si capisce bene chi deve fare cosa e i diritti che lei ha, e lei è completamente all'oscuro di quello che dovrebbe avere, che gli aspetta di diritto, essendo anche con una certa invalidità. Non sa niente. Servizi sociali mai spiegato, vive in una casa che non ha neppure l'arredamento, sto cercando di aiutarla anche in questo perché lei non vuole più niente, lei è proprio depressa e pensi che gli avevano, dopo che io ho sollecitato anche il sindaco, un lavoretto che lei doveva prendere perché non ha neppure la macchina, non ha niente, i mezzi di trasporto, perciò l'autobus, la corriera, perché questo lavoro l'aveva trovato in centro città e lei era fuori. E in agosto lei è caduta perché veramente ha avuto un colpo di caldo, per prendere, se riusciva a prendere 20 euro, doveva fare 3 giri. Allora io questa volta mi sono proprio arrabbiata, dottoressa, e volevo anche che lei mi aiutasse, perché sono stanca di vedere che si passano il cerino, se lei ha questi diritti glieli devono dare. Punto. A me non me ne frega niente che non abbiano il personale, la burocrazia. Io non posso vedere questa creatura che non ha niente da mangiare, niente, non ha un centesimo, e vive nella solitudine più totale. Allora pensa male, si fa peccato ma ci si azzecca, forse se queste persone muoiono sono più contenti, in maniera se le tolgono di torno, perché non è possibile che su segnalazione io la trovi in queste condizioni. Ecco, il ruolo anche qua delle pari opportunità serve anche a questo, a capire se ci sono dei casi, dare l'opportunità. Perché io la leggo anche così, dottoressa Torelli, dare l'opportunità a queste fragilità, pari opportunità, anche donne, di avere quello che gli aspetta di diritto. Perché io, quando mi ha spiegato questo amministratore di sostegno quello che dovrebbe avere già da un pezzo e non ha, c'è qualcosa che non torna. Allora lui dà la colpa ai servizi sociali, alla burocrazia. Io ho detto, lei mi mandi l'ISEE entro 3 giorni, sennò io inizio a denunciare tutti. Io voglio l'ISEE di questa persona entro 3 giorni, perché per venire a accedere al mio banco solidale ho bisogno di questo, e lei me lo deve far avere, e lei lo può avere, perché sono sicura che lo può avere, e dopodiché ci muoviamo. Ma come questa persona, come questa mamma che è morta, quante persone dovrebbero essere seguite, che abbiamo i nomi, i cognomi, sappiamo le situazioni e vengono lasciate? Perché? Perché come dice Bruttomesso non si investe nella famiglia, nella figura femminile, nel cittadino. Ma chi se ne frega, devo armarmi? Vuoi che vada a prendermi il problema delle fragilità? Dottoressa Torelli. Sì, questo tipo di situazione non lo definirei neanche di pari opportunità. Questo tipo di situazione è che se per Costituzione, per le nostre leggi, un cittadino ha diritto a ricevere un certo tipo di assistenza, bisogna darglielo, a prescindere appunto da nazionalità, da genere, da provenienza geografica, da etnia. Ecco, se è un cittadino italiano e ha diritto a questi strumenti bisogna darglieli, non è tanto una questione di pari opportunità. A me
viene da dire, da quello che è il mio diciamo osservatorio, che ci sono degli strumenti per mettere in relazione diciamo le forze virtuose che ci sono sul territorio. Io penso, ricollegandomi al discorso di investire nella famiglia, c'è uno strumento previsto per le aziende che si chiama la certificazione Family Audit, che va a verificare se un'azienda mette in atto dei processi che aiutano i propri dipendenti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro, ma anche con un focus sulla responsabilità sociale. E le aziende che lo hanno adottato, io ho spesso visto che poi hanno deciso di sostenere associazioni del loro territorio, piuttosto, sì, solitamente attraverso associazioni del loro territorio, per andare ad aiutare le persone fragili, quindi non necessariamente persone che lavorano, no? Proprio persone che o non riescono a farlo o sono pensionati ma comunque il reddito, la pensione non è sufficiente per i motivi che abbiamo visto prima, quindi si può mettere insieme il mondo dell'impresa con quello dell'associazione anche con degli standard come questo, il Family Audit, che tra l'altro è stata anche una misura che la stessa Regione Veneto promosse qualche anno fa. L'unica è mettere in rete le persone, le organizzazioni, chi ha voglia di fare e di agire. Ma a parole però nei fatti non ci siamo, dottoressa, lo dice anche lei che ci sono queste opportunità, ecco, di legge, eppure non vengono messe, anche è scritto nelle leggi, è scritto di tutto, ma se non si applicano, oppure non hai il personale per applicare, cosa devo morire perché ti accorgi che sono esistita? Brutto messo, anche qua bisogna pur cercare di rinnovare, di cercare veramente di aiutare queste fragilità che sono veramente tante. Io ho avuto un psichiatra anche recentemente, anche un'altra donna che si occupa di malattie mentali, siamo proprio a terra nel vero senso della parola. E allora dove si investe? Nelle armi? Nelle armi, perché le armi, sì, le armi sono importanti, prego. Sì, sicuramente tutto l'ambito dei servizi sociali, tutto l'ambito nei comuni, di proprio quel reparto sociale, vi dicendo, negli anni ovviamente, soprattutto i piccoli comuni, ovviamente non c'è stato il ricambio generazionale ovviamente nell'impiegato stesso, cioè andava in pensione, non veniva sostituito, da non aumentare le spese dei comuni e vi dicendo. Questo ha comportato veramente una perdita di servizio sul territorio e il servizio sociale secondo me è essenzialissimo, no? Non solo perché io purtroppo conosco diversi assistenti sociali, per esempio, del territorio, e sono oberatissimi. Non sto dicendo se sono bravi o non sono bravi, dico che quelli che conosco io sono veramente bravi, però hanno talmente tanto lavoro da fare, tanti casi, che da soli non ci riescono. Cioè o lo Stato decide di potenziare questo servizio, assumere personale ovviamente, si potenzia assumendo personale, e ovviamente anche aumentare magari la collaborazione tra i comuni, tra quelli più grandi e quelli più piccoli, ovviamente aumentando il personale, perché non si può, facile dire unificate i servizi che così risparmiate, vi dicendo no, se si unificano servizi tra comuni piccoli e comuni più grandi è obbligo che sia assunto personale nuovo, perché c'è bisogno di più persone che seguono il territorio, e se più persone seguono più il territorio, più sono i casi che possono essere affrontati e aiutati. E sicuramente anche insomma, informare, che lo fanno più le associazioni piuttosto che i comuni tante volte, sul diritto che ha una persona che è in stato di fragilità. È anche ovvio che noi sappiamo, in qualsiasi realtà che noi vediamo, che ci sono delle persone che fanno fatica a dire che hanno bisogno, no? Cioè, le segnalazioni tante volte vengono da vicini o da qualcun altro, proprio per ormai, come si dice, a un livello che la persona non è mica vero, troppo... no, però brutto messo, non condivido, lo dico anche a Torelli, che le persone non chiedono. Il problema è che se la politica o chi di dovere, che dovrebbe fare questo, si avvicinasse ai banchi solidali a vedere chi viene, sì. Perché questi non si sono vergognati di venire al banco solidale, e tu hai tutta la situazione, perché noi ce l'abbiamo tutta, della realtà di quella famiglia. Io in 15 anni che faccio questo non ho visto, e lo sa la Torelli perché gliel'ho detto tante volte, una persona dei servizi sociali, di pari opportunità, di tutto questo ben di Dio che c'è, a vedere chi
c'è all'interno del Banco Solidale e chi potrebbe essere aiutato e di cosa gli aspetta di diritto. Io vorrei che nei banchi solidali ci fosse una persona che sa queste regole, queste leggi e dicesse: tu cara famiglia hai diritto a questo, 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 perché questa signora che vi ho detto, questa donna, avrebbe diritto di percepire, così mi ha detto l'amministratore di sostegno, 800 euro al mese. Da anni non riceve niente. Allora capisce che io mi avvicino, mi faccio conoscere, però poi alla fine se non c'è la Mirella con la grande famiglia che fa gli assegni, adesso a Pasqua faremo ai più bisognosi, perché finalmente è arrivato anche sto 5 per 1000, perché anche lo prendo sì, ma ce lo danno poi a lungo termine. Aiutare quelle che hanno veramente necessità, che li conosciamo, che li vediamo, che non è che li diamo a caso. Io non ho visto mai nessuno, come gli invisibili. Ecco, quando qualcuno dice siamo invisibili, ha trovato la parola giusta. Dottoressa Torelli. Su questo aspetto purtroppo io non ho particolari leve. Mi verrebbe da dire che se la persona ha un amministratore di sostegno, l'amministratore di sostegno solitamente viene affiancato proprio per le questioni di tipo economico. Lei ha ragione a dire che in parte sono le istituzioni, però a volte sono anche singole persone nelle istituzioni come fuori che non sono stati performanti al 100% e si sono persi qualcosa. Nel caso della signora mi verrebbe da dire che se la persona aveva diritto a questi soldi, molto probabilmente in Italia quando uno ha diritto a qualcosa deve fare comunque una domanda, non vengono erogati così, e forse chi le era stato affiancato proprio per la gestione degli aspetti economici questa domanda non l'ha mai fatta. No, hanno fatto le domande, il problema è che non riusciamo a capire dove vanno a finire le domande. Io vorrei capire questo, dove vanno a finire queste richieste, perché lei poveretta è anche brava, manda, si dà da fare, ma rimane tutto. L'altro giorno mi sono proprio arrabbiata, dottoressa, e loro ho detto che di dovere o tu l'aiuti immediatamente o io vi denuncio tutti, perché bisogna fare così in Italia. Alla fine e allora, c'è anche questo con questa parola, come dice Brutto Meo, quando li tocchi nelle tasche o dici la parola denuncia, allora si mettono sull'attenti e le carte saltano fuori. Ma se non ci fossi io, questa persona cosa farebbe, dottoressa? Perché da sola non arriverebbe a difendersi, non ce la fa, è fragile. Ha avuto dei problemi enormi nella vita, ma come lei quante ce ne sono che si tolgono la vita, che non ce la fanno, che poi arrivano a fare anche i barboni, perché poi c'è la depressione che arriva, no? Abbiamo visto anche in televisione, non sono solo persone diversamente giovani, sono anche molti giovani che non riescono a avere un percorso che dia dignità alla loro persona e si lasciano andare. Questa è la verità, perché cerco aiuto. E alla fine cosa faccio? Alla fine dico no, non sono niente, sono un invisibile. Prego, grazie al mondo del volontariato, qui ringrazio tutti, perché veramente se non ci foste dovremmo inventarvi. Prego, Bruttomesso. Sì, continuando quello che volevo dire prima, che comunque sì, certo che sono queste realtà qua, ma ce ne sono tante che non conosciamo e ce ne sono veramente tante. Non si può dire un numero o cose del genere, però di giorno in giorno se ne conoscono di nuove, quindi, e sicuramente non aiuta la difficoltà che si diceva anche prima di questi primi contratti di lavoro per alcune persone, cose del genere, però che comunque non sono sufficienti e veramente dal sindaco comunque fino alle istituzioni più alte dovrebbero dare una linea completamente differente. Non è anche che queste fragilità, quando cercano di trovare anche questi lavoretti sulle cooperative, io dico sempre che veramente sono sfruttati. Come si fa a pagare 3-4 euro? No, scusa, brutto, no, perché veramente dobbiamo anche iniziare a parlare di queste cose. Questi lavorano veramente e lavorano anche bene. E poi quando dico cosa hai preso tesoro, perché io sono curiosa, io chiedo a queste persone e veramente io non dico niente perché per loro poveretti va bene tutto, ho capito qual è il problema, a loro va bene tutto, ecco anche zero magari, no, ecco, e loro sono contenti, perciò anche qua bisognerebbe capire
questi soldi come vengono gestiti, come vanno dati, a chi vanno dati, perché se io lavoro devo avere la dignità del compenso che tu mi dai, ma in Italia non funziona così da nessuna parte. Prego. Sì, sicuramente dovrebbe essere un passaggio, secondo me, quello delle cooperative, no? Gli danno di lavori, sono poche ore, perché magari danno più contratti a più persone, però dovrebbe essere un momento temporaneo di passaggio, e ritornare comunque al lavoro dopo magari qualche anno che non si lavorava, vi dicendo, come occupazione, prima occupazione e tutto quanto. Passo allo step successivo che per me è una cosa che è stata sbagliatissima in Italia, è stata la privatizzazione della ricerca del lavoro, no? Questi interinali, vi dicendo, che non riescono mai a piazzare persone di qua, non mettono persone di là e vi dicendo. Tante volte purtroppo da questi interinali nascono alcune cooperative di lavoratori, no? Che mandano, lo scopo sociale di questa cooperativa, che non è la cooperativa quella che gestisce il verde, questo, quell'altro, aiuta il comune e tutto quanto, sono delle cooperative di lavoratori, cioè il loro business è avere gli schiavi praticamente, che li mandano a fare lavori da una parte e dall'altra senza specializzare la persona. Questa cosa qua è sbagliatissima secondo me, no? D'accordo. Ecco. Dovrebbe esserci probabilmente forse un modello tedesco in cui la ricerca del lavoro è centralizzata dallo Stato, che ricordiamo che in Germania comunque che lavorano in questo settore qua per lo Stato, sono statali, ci sono più di 2000 persone e sono centralizzate. Loro ti dicono che se tu vai in Germania, esempio di alcuni miei amici che sono immigrati, vi dicendo, vanno a Monaco, vanno nel centro per l'impiego statale e gli dicono no, guarda, non c'è lavoro per te, ma c'è lavoro per te a Berlino, c'è lavoro ad Amburgo, vi dicendo, vengono direzionati dove ce n'è. Cosa che da noi non esiste col sistema privato degli interinali, perché non hanno le banche dati unificate, ognuno ha le sue, tu ti approcci a quella locale e non ti dicono che c'è un lavoro magari in un'altra regione e quindi siamo fossilizzati in una ricerca, secondo me, di lavoro veramente, perché tante persone che io conosco, che nel volontariato tutto quanto, che mi dicono, da anni mi dicono, io sono iscritto a questa, mi sono iscritto a quell'altra, e non riescono a trovare lavoro, se no magari qualche volta un mese e via dicendo. Però noi sappiamo da dati di Confartigianato, per esempio, che in Veneto ci sono tra 45.000 posti di lavoro che si ricercano. E quindi dove sta il discorso che abbiamo bisogno di manodopera ma non troviamo lavoratori? Allora, io l'ho detto più di qualche volta pubblicamente davanti alle telecamere, lo dico anche alla dottoressa Torelli, siccome leggo cerchiamo, non troviamo, ho detto perché chiamatemi che io vi do i numeri e i nomi e i cognomi di quelle persone che potrebbero fare questo tipo di lavoro. Se avessi ricevuto una telefonata e visto l'audience che abbiamo, penso che a qualcuno sia arrivato nell'orecchio, una dico. Allora c'è qualcosa che non mi torna, perché poi queste persone con le quali parlo mi dicono: Mirella, vado a lavorare, ore non so quante ne faccio, ma la paga, oppure addirittura mi dicono la prossima settimana, tanto è vero che io ho chiamato un titolare, ho detto dagli schemi immediatamente, avete denuncio. Cioè ogni settimana diceva no, facciamo la prova di un'altra settimana, questa persona ha bisogno di essere pagato. Allora capite che le cose, per carità, ci saranno anche brave persone, ma ci sono anche degli sfruttatori, che bisogna avere il coraggio di dirlo, che se la prendono con le fragilità, perché non si difendono. Che problemi hai? Non ti va bene? Stai a casa. Perché tanto fuori dalla porta ne ha altri che vogliono entrare. E volevo anche dirvi che a Venezia sabato che sono stata, sapete che la Mirella va dentro dappertutto, io ho visto nelle cucine, nei bar, nei ristoranti, ecco, in tutti questi posti persone giovani che lavoravano. Ecco, io vorrei che la finiste di dire che i giovani non hanno voglia di fare niente. Ecco, io ho visto solo gente giovane in tutti i settori che lavorava. Dottoressa Torelli, come ci saluta e cosa vuole dire? Queste mondine che dicono che in Italia non hanno fatto la rivoluzione nessuno, le mondine le hanno fatte, erano donne, ecco, hanno fatto la prima rivoluzione femminile, però non sono minimamente ricordate. Io mi permetto di ricordarle perché se siamo diventate così bravi e abbiamo anche certi diritti, è merito anche a queste donne che hanno per la prima volta capito l'importanza dello sciopero. Prego, dottoressa. Assolutamente, e probabilmente la lotta, come dire, no, la lotta non mi piace, ma il confronto, insomma, collettivo, riavvicinarsi alle forme di aggregazione collettive per portare avanti quelle che poi sono anche istanze individuali,
è sicuramente uno strumento opportuno. Mi permetto solo di fare un passaggio rispetto a quello che è stato detto delle cooperative. È vero che le retribuzioni orarie date dalle cooperative sono particolarmente basse, ma tutte quelle che lavorano sul sociale è perché non ricevono un compenso adeguato da parte del committente, e quindi la struttura, anche la stessa cooperativa si deve mantenere. Alcune cercano anche di costruire delle professionalità all'interno dei propri operatori, ma il committente, che spesso è il pubblico per i progetti del sociale, non riesce, magari il sindaco lo vorrebbe anche fare, ma non riesce a erogare sufficienti somme che poi possano tradursi in una paga oraria dignitosa. Ecco, poi ci sono anche le cooperative, diciamo, finte, ovvero dove si nascono e si nascondono sotto il titolo di cooperative, ma questo è il fenomeno patologico. Moltissime cooperative lavorano seriamente, ci tengono al benessere dei propri collaboratori e collaboratrici, ma trovano uno scoglio in quello che l'utente o comunque il committente vuole pagare per il servizio richiesto. Sì, però lo scoglio è fatto dalla pelle di questi lavoratori e lavoratrici che non hanno nessuna colpa, che lavorano anche bene, sì. Però la legge permette loro di fare questo. Io ho avuto i sindacati, quali ho chiesto come mai succede questo, chi ha firmato, e giustamente loro hanno spiegato che di organizzazioni sindacali ce ne sono tantissime. Perciò noi vediamo sempre quelle grandi, però non vediamo le altre che firmano anche questi contratti, ecco, a 3, 4 euro, 5 euro, è tutto legale, perciò la legge non permette di colpire queste persone che applicano questi contratti, perché sono contratti legali. Questo io direi che è una vergogna di quelle che firmano, perché è la dignità delle persone, già con sofferenze che vengono emarginate, perché, come vi ho raccontato, uno dei tanti casi che io vi racconto, nessuno li aiuta. Grazie, ringrazio veramente Francesca Torelli, consigliera regionale di pari opportunità, di essere stata con noi. Grazie anche a Enrico Bruttomesso, portavoce Europa Verde, forse cambieremo nome, Europa al Verde completo, forse più che Europa Verde, Europa al Verde. Grazie, pubblicità. E vi presento subito un graditissimo ospite, Alberto Franceschini, presidente Anteas provinciale, ma è stato anche per tanti anni presidente di Volontari Insieme, un uomo molto tosto, un uomo anche dinamico, che non molla l'osso, come vedete ancora qua, che sta cercando anche di dare ancora il proprio contributo, perché è un contributo competente. Allora, io sono rimasta molto perplessa quando ho sentito il dottor Franceschini che il Veneto, il mondo del volontariato, era ai primi posti, adesso è al 18° posto. Allora adesso il dottor Franceschini spiegherà bene il perché, chi siamo e cosa secondo il dottor Franceschini si potrebbe fare anche con l'associazionismo. Prego, dottor Franceschini. Grazie dell'invito. Intanto parlare del volontariato è sempre una cosa complessa. Non la possiamo risolvere con qualche battuta, ma bisogna in qualche modo considerare da dove partiamo. Noi siamo immersi in un settore, il terzo settore lo chiamano, che in qualche modo ha raggruppato con la nuova legislazione tutto un mondo che va dal volontariato all'impresa sociale, e quindi con una legge unica si sono stati in qualche modo inglobati tutti questi settori diversi dal passato. Quello che conta, secondo me, è che fra le cose che il terzo settore può fare ci sono 29 campi di cosiddette attività di interesse generale che riguardano tutti e riguardano una molteplicità di attività che, se le associazioni avessero in qualche modo la capacità, oltre che la voglia di fare, potrebbero coprire molti dei bisogni che attualmente la nostra società ha. Il volontariato trevigiano ha un problema che è legato al cambiamento che il codice ha portato, che ha visto alcune associazioni avere difficoltà per le procedure amministrative che sono state necessarie. A questo proposito dico che si sta lavorando con un gruppo di associazioni a livello nazionale a presentare in Parlamento nei prossimi mesi una proposta di legge che modifichi il terzo settore e ridia in qualche modo una possibilità in più alle piccole associazioni di poter vivere
senza dover adempiere a troppi evidentemente momenti amministrativi, e quindi se riusciamo in questo avremo fatto un buon lavoro e saranno contenti anche le associazioni di piccole dimensioni che nascono molte volte sulla base di impulsi che derivano da eventi che in qualche modo nascono nella nostra comunità. Il problema è poi riuscire a capire evidentemente cosa il volontariato può fare. Dicevo prima, conversando, che il mondo del volontariato è bravo nel fare le cose che vuol fare direttamente, è meno bravo molte volte a riuscire a mettere insieme tutte le sue forze per perseguire obiettivi generali. Il nostro interesse deve essere rivolto al bene della comunità, e il bene della comunità lo possiamo perseguire noi con le cose che facciamo, ma non trasformandoci semplicemente in erogatori di servizi come ultimamente sta avvenendo, ma evidentemente capendo che, come dicevano i nostri padri fondatori, il volontariato è il soggetto che è più capace di cogliere le necessità, i cambiamenti che intervengono nella comunità, poi però si fa carico di risolverli per la parte che è possibile, ma poi di portarli alle autorità pubbliche che devono risolverli. Qua sta il nodo del cambiamento del volontariato. Bisogna vedere se ci sarà la volontà di sciogliere questo nodo. Saluto subito, devo correre perché il tempo è tiranno, Cristina Guarda, che è collegata da Bruxelles, eurodeputata Europa Verde. Grazie Cristina, ho piacere di rivederti, era un pezzo che non ci vediamo. Tutto bene mammina? Perché è diventata mamma. Come si chiama questa bambina? Posso lasciare un velo di segretezza sul nome? Niente nome allora, niente nome. È una bambina o un bambino? È una bimba. Una bambina. Sì. Allora, quindi, come mamma, come donna, ecco, soprattutto questo lavoro faticoso che sta facendo la donna ancora con stipendi, ne parlavamo prima con la dottoressa Torelli delle pari opportunità da Venezia, che non ha ancora lo stipendio adeguato a quello che è il suo lavoro rispetto a quello dell'uomo con lo stesso lavoro, che fa fatica a salire la scala. Veramente è un momento molto difficile per queste donne che veramente non riescono neanche a trovare anche dei lavori adeguati. Prego Cristina. Dopo il mio periodo di maternità di 3 mesi che mi sono presa, sono dovuta ritornare a Bruxelles perché non mi è stato consentito di continuare adeguatamente a lavorare a distanza nell'istituzione europea che dovrebbe essere quella che in realtà finanzia il lavoro femminile, l'empowerment femminile, quindi lo sviluppo dell'autonomia femminile, eccetera. Per cui è stato davvero molto brutto, però questa esperienza mi ha aperto un nuovo canale di comunicazione, di condivisione con tante donne e anche tanti papà che mi hanno condiviso la propria esperienza post parto, nel ritorno al lavoro, con enormi difficoltà a mantenere il proprio posto, a mantenere ciò che avevano costruito fino a quel momento. Quindi c'è moltissimo da fare e c'è anzitutto l'obbligatorietà di andare a dare i servizi sociali che servono alle donne, a prescindere che abbiano figli o meno, per riuscire a svolgere il proprio ruolo lavorativo e a non essere subissate dal lavoro sociale familiare, che molto spesso è solo sulle loro spalle. Non parlo soltanto di donne madri, ma parlo anche di donne che hanno a carico anziani, fratelli con disabilità e quindi caregiver, eccetera. Quindi è molto importante che vengano dati i servizi adeguati. Prima si parlava ho apprezzato moltissimo il racconto del valore del volontariato nella erogazione di servizi, nella garanzia di servizi, ma come si diceva prima non possono essere sostituti delle istituzioni. L'istituzione regionale ha il compito di garantire gli nidi sufficienti, gli asili nido sufficienti per i bambini che sono all'interno del proprio territorio e che non costino 700 euro al mese. L'istituzione regionale ha il compito di garantire i fondi per la non autosufficienza, per cui per garantire l'accesso per esempio alle case di riposo di anziani non autosufficienti, di garantire servizi di presa in carico territoriali. Ecco, in questi anni tutto questo è stato messo non soltanto a ferro e fuoco, ma anche con una riduzione di risorse. Per questo motivo ribadisco, è giusto contare sul senso del bene comune dato dalla cittadinanza attiva attraverso il volontariato, ma è giusto altrettanto esigere dalle istituzioni competenti di fare la propria parte, e questo è quello che sto cercando di fare dal livello europeo con i fondi destinati alle regioni per lo sviluppo dei servizi regionali sociali. Allora saluto anche Mathieu Somadossi, sindaco di Fonte Civica, primo mandato. Buongiorno sindaco.
Buongiorno Mirella, a lei e a tutti i telespettatori e agli allora, ospiti. Sindaco, qui ho un rappresentante del volontariato importantissimo che è il presidente Alberto Franceschini, presidente Anteas provinciale. Abbiamo l'europarlamentare Cristina Guarda di Europa Verde. Ecco, lei come sindaco cosa vorrebbe dire a queste due figure importanti che questa mattina ha la possibilità anche di confrontarsi? Allora, partiamo col presidente Franceschini di Anteas. Ecco, i servizi alle persone, al territorio, le esigenze, le fragilità. Prego, Sindaco. Allora sì, intanto buongiorno. Quello che noi vediamo soprattutto qui nelle nostre amministrazioni locali, parlo di un comune di 6.000 abitanti, quindi siamo una realtà medio-piccola, diciamo, nella media dei comuni qui veneti. Quello che abbiamo bisogno davvero è un supporto per quelle figure appunto fragili che ogni giorno spesso bussano alla nostra porta. Anche stamattina ho avuto un cittadino che ci chiede lavoro perché ha una disabilità e non riesce a trovare posto dove andare a lavorare. Ma ci sarebbe una fila di persone veramente lunghissima. Sentivo la prima parte, effettivamente sono persone fragili che se non sono sostenute da sole non possono andare da nessuna parte. Abbiamo un centro per il lavoro messo insieme in sinergia con i comuni vicini, con le realtà. Abbiamo il centro di formazione professionale di Fonte che fa rete, costruisce una rete per inserire anche questi tipi di figure. Però a volte questo non basta, perché davvero ci sono casi così particolari che gravitano poi, se non vengono seguiti, sulle spese dei cittadini, perché alla fine devono pur loro, anche loro vivere, e se non riescono a pagare l'affitto, se non riescono a pagare le bollette, gli staccano la luce, gli staccano il gas, e questi dopo vanno in qualche modo recuperati, perché quando hanno poi minori la questione diventa prioritaria, bisogna liberare risorse e farsene carico perché non ci sono altri strumenti. Ecco. Quindi c'è da creare una rete intorno a queste persone, però che i comuni possono fare da sentinelle, ma non possono essere sempre loro dopo a poter far fronte a tutte queste spese. Ecco. Sentiamo il presidente Franceschini come risponde, prego. Ma il sindaco ha sollevato una questione che dovrebbe essere presa da un altro punto di vista. La legge finanziaria di quest'anno ha tagliato nuovamente ai comuni risorse, quindi non si capisce perché i sindaci non in qualche modo manifestino il loro dissenso rispetto a una legge finanziaria che le ha penalizzati fortemente. L'altro giorno sulla tribuna c'era l'elenco di tutti i comuni con quanto ogni comune perde. È chiaro che perdere risorse di solito vuol dire ridurre i servizi ai cittadini. Se un comune fa dei servizi sociali rivolti ai comuni, questi li perde. C'è un altro ambito che noi aiutiamo in qualche modo a portare avanti ed è il reddito di inclusione attiva. Noi ospitiamo nella nostra associazione 3 persone che partecipando a questo progetto e quindi dando del lavoro socialmente utile, si dice, no? Alla fine ottengono un aiuto economico di cui hanno bisogno, ma ci pare semplicemente troppo poco rispetto ai bisogni che ci sia. Insomma, serve evidentemente di più, ma non può essere il volontariato che lo fa, evidentemente è l'amministrazione pubblica, il governo, le regioni, i comuni che devono in qualche modo fare di queste scelte in questa direzione. E introduco un tema che è quello attorno a cui ruota tutto poi. Noi abbiamo un problema di risorse pubbliche insufficienti e le risorse pubbliche insufficienti sono tali perché abbiamo un livello di evasione fiscale che rasenta i 100 miliardi. Allora non si può fare continuamente l'operazione di condonare le cartelle esattoriali perché evidentemente queste riducono il peso delle spese che devono fare i cittadini. Chi paga le tasse come il sottoscritto, come la signora qua vicino a me che le paga da sempre perché le portano via direttamente dalla busta paga, è stufo di fare evidentemente il portatore d'acqua. Occorre che l'acqua la portino anche quelli che non l'hanno mai portata e in Italia ce ne sono troppi. Se avessimo evidentemente un bilancio che può contare su altri 100 miliardi, io credo che gran parte delle problematiche che vengono sollevate ci sono. Perché la signora non ha detto, ma il sindaco l'ha mezzo introdotto, c'è il tema della sanità che è un disastro. Il tema della sanità, i cittadini italiani hanno pagato l'anno scorso 40 miliardi di tasca loro, contro 120 circa che sono lo stanziamento dello Stato. Allora anche qua bisogna che ci mettiamo d'accordo, o la sanità pubblica è un bene comune,
comune ed è previsto dalla Costituzione che sia erogato a tutti i cittadini, oppure abbiamo deciso di cambiare il registro e andare verso una sanità che è in parte pubblica e in parte privata, cosa che evidentemente non avviene. Nella nostra provincia, e il sindaco lo sa bene, dovrebbero essere formati prossimamente gli ambiti territoriali sociali. Allora, attraverso gli ambiti territoriali sociali il sindaco potrebbe in qualche modo avere l'occasione di esercitare alcune funzioni che attualmente sono delegate all'ULSS per gestire la parte sociale del territorio in cui lui è inserito, e là vedremo la capacità degli amministratori di far funzionare la parte sociale degli ATS, perché dopo 20 anni che dovevano essere fatti, ci rifacciamo alla legge del 2000 degli ATS, e nel Veneto è stata fatta 20 anni dopo, fatta la legge, adesso bisogna darne attuazione. Vediamo troppa gente che tira, come si suol dire, il culo indietro. Sarebbe opportuno che su questo vedessimo un grande impegno dei sindaci che in qualche modo facilitano la realizzazione di questi ambiti e poi assumano su di sé il compito di realizzare gli impegni e i progetti che questi ambiti devono fare. Allora, nella seconda parte avevamo parlato invece proprio di questo, tanto è vero che aveva chiamato della sanità pubblica e privata, aveva chiamato, e qua lo dico a Cristina Guarda, Paola da Porto Tolle, che si dice completamente abbandonato. Questo paese è nel Veneto ma è completamente abbandonato. Abbiamo perso tantissimo lavoro, la sanità si paga tutta, è veramente una cosa incredibile quello che stiamo vivendo e nessuno si occupa di noi. Cosa vuole dire a Paola, che era molto rammaricata e dice ma su che paese vivo? Sono in Veneto o non sono in Veneto? E chi si occupa di noi? Prego Cristina Guarda. Questo è un problema realissimo che ho sperimentato sulla mia pelle venendo anch'io da una zona rurale e scegliendo di fare politica andando nei posti dove di solito i miei colleghi non c'erano, da consigliere regionale e adesso insomma anche nel nuovo ruolo in Parlamento europeo. È un problema, le aree marginali come Porto Tolle, piuttosto che il Basso Veronese, piuttosto che le zone sud di Padova e Vicenza, insieme con le zone nord per cui il Belluno eccetera, hanno dei problemi storici di priorità all'interno dell'agenda politica, no? E questo ha portato a una graduale riduzione di quella che è l'investimento anche progettuale per quanto riguarda per esempio le politiche nelle zone rurali. Che cosa consiglio di fare? Anzitutto c'è necessità che appunto sindaci insieme alla comunità, magari alleandosi anche con le associazioni come Covesap eccetera, che si sono dedicate in questi anni nella promozione della sanità pubblica e nella denuncia delle inadempienze, che facciano pressione all'interno della politica regionale, visto che c'è la diretta gestione della sanità nella definizione delle schede ospedaliere e nella definizione delle politiche dei servizi sanitari locali, territoriali, faccia una pressione per riuscire ad essere avvantaggiati. Che cosa significa? Un investimento specifico, per esempio, di risorse per generare un luogo, come è capitato a Sona, per esempio in provincia di Verona, che è capace di ospitare i medici di base, facilitando e attraendo i medici di base, perché all'interno di questa struttura pubblica vi sono anche altri servizi, per esempio le analisi del sangue. Sì, ma se non abbiamo queste figure come facciamo? Perché noi, come dice Franceschini qui a fianco a me, abbiamo aperto le case di comunità ma sono vuote, mancano infermieri, mancano OS, mancano medici, non so come troveranno. Abbiamo Paola da Campo San Piero, poi continuiamo, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno anche ai tuoi ospiti. Volevo dire che ultimamente insomma sono stata a Schiavonia per un po' di sedute di radioterapia e sono andata con un'associazione che c'è qua a Campo San Piero con il pulmino dove si trova mattina e si va a Schiavonia. E se c'erano esami, persone che devono fare a vescica piena o i bambini, perché so che se vorrei che non capitasse mai a nessuno. I bambini, io ne ho visto uno in infermeria con l'infermiere e comunque nel mio dove andavo io a fare la terapia non c'erano, invece uno che veniva con noi doveva aspettare se c'erano i bambini, perché a parte che faceva per
prima e doveva essere SEDAI, e mi diceva che erano proprio piccoli e ecco, so che la mamma che si stringe tutto sentire, però è giusto anche che questa realtà venga conosciuta. Grazie Paola, vado avanti, se no non ce la faccio. Dottor Franceschini, ecco, cadi ad hoc perché il presidente Franceschini con Anteas fa anche questo, hanno questi pulmini dove accompagnano le persone. Prego Presidente. L'attività di trasporto sociale è un'attività che la nostra organizzazione svolge in provincia di Treviso con 60 mezzi sparsi in tutta la provincia che fanno tutti i giorni questo tipo di servizio. Lo fanno dando una mano alle persone che hanno bisogno, in collaborazione a volte con i comuni, a volte utilizzando il progetto regionale che finanzia il trasporto sociale, che si chiama Stacco. Sono entrambe occasioni che i cittadini sfruttano tutti i giorni con continuità. È certo che servirebbe di più. Sono almeno 20 anni che la Regione non fa più un bando per il rinnovo degli automezzi delle associazioni. Lo aveva fatto ancora quando era assessore Sernagiotto, non è più stato fatto. Sarebbe il caso che la Regione magari pensasse che nei ritagli di bilancio qualcosa del genere lo facesse, così potremmo rinnovare mezzi che hanno in gran parte 200.000 chilometri e tutti sanno che le macchine più vecchie diventano, più costano. È un servizio comunque che sentiamo essere sempre più utile, anche perché l'organizzazione sanitaria che si è andata costruendo nel Veneto ha portato la gente a una grande mobilità. Voi considerate che c'è molta gente che da Treviso e da altre parti delle altre province va a Motta di Livenza per le cure o per riabilitazioni. Spostarsi da Treviso a Motta di Livenza non è proprio una passeggiata, è una corsa che richiede un'ora e richiede evidentemente costi che non sempre le persone sono in grado di sostenere. I comuni fanno quello che possono, ma non è sufficiente. Voi immaginate che noi ogni mattina, e qua bisogna ringraziare i volontari Anteas e i volontari delle altre associazioni, trasportiamo i ragazzi delle scuole medie e superiori disabili a scuola, ed è ogni mattina un lavoro che inizia alle 6:30 e finisce all'1:30. È chiaro che quei volontari sono, io dico, degli eroi, perché un pensionato di 70 anni che potrebbe starsene a letto si alza la mattina per portare i ragazzi verso le scuole. Qua apro una parentesi per dire che il volontariato ha bisogno di volontari. I volontari sono diventati prevalentemente anziani. È chiaro che c'è un problema dentro al nostro mondo che riguarda il modo con cui ci rapportiamo con la parte più giovane della nostra popolazione, che fa il volontario, ma non accetta molto volentieri di partecipare al volontario organizzato. Per dirla in altre parole, se c'è un evento, se c'è una manifestazione, eccetera, i volontari si trovano. Se uno deve immaginare di entrare in un'organizzazione, quindi entrare in un contesto in cui di cose se ne fanno parecchie, fa più fatica e non ha evidentemente molta voglia. Sentiamo come commenta il sindaco. Sindaco Somadossi, cosa pensa anche per attirare questo mondo di giovani nel mondo del volontariato, questo servizio civile, che adesso ci sono anche questi bandi, anzi ve lo dico, sono scaduti il 18 febbraio, il 22 febbraio, perciò ormai è chiuso il bando. Non capisco perché mettono sempre dei paletti quando si cerca invece di avvicinare il mondo dei giovani. Ecco, no, perché veramente se ne facessero una di giusta, sindaco, forse andremo meglio tutti quanti, però anche perché mi sembra che questi giovani abbiano anche risposto. Ecco, cos'è che non va secondo lei nella comunicazione tra veramente politica, giovani, volontariato? Prego sindaco, lei è giovane. Grazie. Allora, sì, per quanto riguarda i volontari, parlando un po' con le associazioni, ma anche con i gruppi belli grossi di volontariato, c'è proprio la crisi del volontario in questo periodo storico. Quando si dice, come diceva il Presidente, appunto, io do la mia disponibilità, ma se per concorrere alla vita di questa associazione devo impegnarmi 1, 2, 3 domeniche per mantenere magari viva l'associazione anche in termini economici, perché di quello si parla anche di fatto purtroppo, questo allora fanno un passo indietro. Per quanto riguarda il servizio sociale faccio un appello, c'è ancora qualche ora di disponibilità, quindi chiedo a tutti i giovani che ci stanno ascoltando nei vari comuni di partecipare. Qualche ora?
Sì, a qualche ora, perché mancheranno meno di 24 ore, però il 18 è domani, quindi ci proviamo fino all'ultimo che ne approfitto. Anche qui a Fonte abbiamo due posti. Per quanto riguarda i giovani comunque, come diceva lei prima Mirella, si danno da fare, perché non è vero che non si danno da fare, bisogna dargli la possibilità di farlo però, quindi vanno coinvolti, vanno un attimo spronati, vanno cercati e portati, bisogna andare a prenderli proprio nella loro intimità, tra virgolette, nel loro mondo, e presi e portati fuori. E qua nel mio paese posso dire che su questo c'è veramente un bellissimo movimento. Bisogna però coltivare sta cosa, e non è semplice, perché non basta lanciarli, bisogna spronarli, bisogna formarli, perché c'è anche la formazione, perché oggigiorno senza formazione non si va da nessuna parte, anche dal punto di vista giuridico e normativo. Stiamo pensando anche per quanto riguarda la protezione civile, ci sono i corsi da fare, questo spaventa, però bene o male qualcuno viene e c'è. E la crisi del volontariato c'è, è vera, anche perché a volte diventa tutto difficile farlo, anche con Sindaco, la interrompo perché devo andare da Cristina. Guarda, ecco, cosa pensa di fare anche l'Europa per cercare di aiutare il mondo del volontariato? Franceschini prima guardava il mio 5 per 1000, se non ci fosse questa grande famiglia io non riuscirei ad aiutare. Per fortuna ci sono queste TV private che possono fare anche questo, che aiutano, perché i soldi non è che li teniamo in banca, ma li diamo alle persone in difficoltà. Tutti aiutiamo, il problema è che tutti cercano soldi, invece tanti potrebbero avere i soldi ma anche metterci del suo per aiutare. Invece qua divide e ti impera, sono il più grande, il più bello e il più bravo, sono politicamente anche sorretto, e ci sono io e gli altri non ci sono. Non le sembra, Cristina, guarda, che anche qua il mondo del volontariato dovrebbe essere rivisto? Non è possibile che noi giriamo col commercialista e dobbiamo pagare per fare i volontari. I corsi di formazione sono d'accordo, ma bisogna vedere chi fa cosa e poi facciamo la formazione, perché non è che quello che dà la borsa deve fare la formazione. Non è che hanno fatto un grande minestrone e dentro ci siamo tutti, cambiamo nomi ma siamo sempre fermi e paghiamo. Prego Cristina. Allora, a livello europeo sto lavorando sulla prossima programmazione del Fondo Sociale Europeo, che all'interno contiene delle risorse dedicate che le regioni potranno destinare, così come hanno fatto fino ad adesso e meglio, a anche la garanzia dei servizi sociali, compresi anche l'aiuto alle associazioni. Qual è il problema di fondo? È che fintanto che le associazioni si occupano di cose così complesse in sostituzione alle istituzioni, verrà chiesto sempre un carico anche burocratico enorme. Nel momento in cui invece noi lavoriamo per andare a implementare il servizio pubblico da parte dell'istituzione, e le associazioni quindi non sostituiscono il pubblico ma lo accompagnano con però meno carico di responsabilità e con un sistema organizzato, come succede anche in altre parti d'Europa, anche se è meno importante il volontariato rispetto per esempio al nostro territorio e alla nostra regione in particolare, è evidente che possiamo andare ad ottimizzare l'utilizzo di queste risorse senza sovraccaricare e dare quindi carico anche economico direttamente ai volontari in tutti i settori, compreso appunto quello sociale. Se mi permettete un appunto, vorrei ricordare una cosa. Prima si parlava di sanità e si è detto no, ma i medici non ci sono. Sì, è vero, c'è un problema di fondo delle borse di studio per le specialità dei medici, che sono la metà rispetto ai laureati, medici laureati che devono accedervi. Ma c'è un altro problema: il mondo del privato sanitario non ha problemi nell'assumere medici. Ce lo dicono tutti i giorni quando pagano le pagine dei nostri giornali per raccontarci quanto belli siano i loro servizi. Quindi cominciamo a lavorare anche rendendo attrattivi i luoghi di lavoro pubblici, compresi quelli per i medici di base, così come, ribadisco, è successo a Sona ad esempio, e deve essere replicato all'interno di tutte le aree rurali per rendere attrattivo il ruolo del medico di medicina generale e il ruolo del medico all'interno dei nostri ospedali, o del pediatra all'interno dei nostri territori, dei nostri ospedali. Questo è un rapporto che vorrei farvi, visto che il privato ci sta dicendo noi non abbiamo difficoltà ad assumere. Perché? Perché evidentemente le condizioni di lavoro sono differenti e più attrattive. Senta Cristina
Cristina, guarda, glielo devo dire, sa che non arriva pochissimo ai banchi alimentari dalla Comunità Europea. Sono 3 mesi che io non ricevo più latte, per fortuna che ho la possibilità di comprarlo, ma non arriva più un litro di latte. Come me anche la San Vincenzo, che era qua sabato, e tante associazioni, anche là dovete rivedere qualcosa, perché a mio avviso siamo in troppi che distribuiamo. Ecco, dovrebbero anche qua essere fatte delle scelte, perché se tutti facciamo tutto poi il latte non arriva, perché lo distribuiamo un po' a pioggia, come abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza. Presidente Franceschini, alla prego. parlamentare europea volevo dire che noi siamo in attesa di una risposta dall'Europa per quanto riguarda la parte fiscale delle associazioni. Ci sono 3 articoli del codice approvati 7 anni fa, che solo recentemente, un anno fa, l'Italia ha chiesto il parere all'Europa, che è indispensabile per poter attuare quei 3 articoli. È importante che l'Europa ci dica cosa pensa di questa parte fiscale del codice del terzo settore, perché dentro a quella parte c'è la partita dell'IVA. L'IVA, ricorderete che a fine dicembre abbiamo fatto anche una manifestazione per in qualche modo fosse prorogata nel tempo, perché se alle associazioni e a tutte le associazioni facciamo anche carico di gestire la partita IVA, noi immaginiamo cosa potrebbe succedere nelle associazioni. Quindi c'è un problema fiscale che evidentemente va risolto. La legge precedente, la legge vecchia, dava una serie di vantaggi al volontariato. Io spero che rimanga anche con le modifiche che saranno introdotte con la legge nuova. Vado un minuto alle case della comunità per dire cosa. A Treviso se ne faranno 17. Diceva prima la conduttrice che c'è un problema di personale, ed è vero, ma c'è un problema di far capire alla gente cosa sono, ancora prima. Cioè qui si è pubblicizzato in tutti i giornali le costruzioni che sono in qualche modo derivate dai soldi del PNR, e quindi la cosa più facile. Il problema è: abbiamo spiegato ai cittadini cosa serviranno le case di comunità? Abbiamo detto che abbiamo un problema da risolvere con i medici che nelle case di comunità non vogliono entrarci? Abbiamo detto che abbiamo problemi con gli infermieri, perché evidentemente c'è una questione aperta? Cioè queste questioni che riguardano le case si chiamano case della comunità. Allora la comunità deve essere in qualche modo coinvolta. Non abbiamo visto nulla, cioè il mondo del terzo settore, che in qualche modo potrebbe rappresentare anche la comunità, non è stato per niente interessato. E sì che le leggi parlano espressamente di coinvolgimento del terzo settore nell'ambito delle case di comunità, ma anche di altre cose che evidentemente non vengono assolutamente prese in considerazione, compresi i sindaci, che con le loro conferenze dei sindaci evidentemente sembrano stare lontani da queste cose, mentre dovrebbero occuparsene di più. Io non so se riuscirete a rispondere, 1 minuto a testa, perciò non so cosa direte. Allora, sindaco, più rock, come dico io, e dice il presidente Franceschini, siete troppo tiepidi, prego. Forse sì, ha ragione, nel senso che sono comunque tematiche molto sì complesse. Nei tavoli, appunto, nelle conferenze dei sindaci, queste tematiche qua vanno sicuramente affrontate. Anche adesso con l'introduzione degli ambiti sarà una bella partita, che quella andrà veramente giocata bene per capire che servizi tenere come, diciamo, ambito e come invece lasciare quelli a lusso. Chi parteciperà anche, bisogna capire anche come verranno selezionate queste associazioni, perché anche qua sarà, visto che ci saranno anche tanti soldi su queste cose. Devo chiudere. Cristina, guarda, velocissima. Ci teniamo in contatto anche con il rappresentante dell'associazione, perché mi piacerebbe andare a fondo rispetto alla questione del quesito sulla partita IVA, e questa è l'ennesima occasione di quanto questo programma riesca a mettere in contatto persone che fino ad oggi non lo erano state. Per cui grazie mille Mirella, chiedo se è possibile metterci in contatto. Guarderò naturalmente il nominativo, così vi scambierete i numeri, anzi glielo do subito, così il dottor Franceschini se lo prende per far sì che questo avvenga. Grazie a tutti voi, grazie ai miei ospiti, e andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Polpette al limone. Il limone è simbolo del clima e del sole mediterraneo. Il limone ha però origini asiatiche. Fu trovato allo stato spontaneo in Cina e in India e fu adoperato per le sue proprietà antisettiche, antireumatiche e tonificanti. Ingredienti per 4 persone: 500 g di polpa tritata di vitello, 50 g di mollica di pane raffermo,
3 cucchiai di pecorino grattugiato, latte, 2 uova, uno spicchio d'aglio, 2 limoni, un ciuffo di prezzemolo, pan grattato, olio, sale, pepe. Sbriciolate la mollica di pane. E trasferitela in una ciotola con latte quanto basta. Amalgamate la carne con un trito d'aglio e prezzemolo. Il pane strizzato e sbriciolato. Il pecorino. La scorza di limoni grattugiata, solo la parte gialla. Una presa di sale. Una spolverata di pepe. Legate tutto con le uova battute. Formate delle polpette. Rotolatele nel pan grattato e disponetele in una teglia rivestita di carta da forno su uno strato di foglie di limone unte d'olio. Irrorate con un filo d'olio. E infornate a 200 gradi per 20-25 minuti. E buon appetito!